Vedremo. Parleremo anche del maltempo al sud che sta sferzando Abruzzo, Molise e Puglia con dei danni molto ingenti. Poi sulla cronaca italiana c'è naturalmente si levano i cori di proteste per quanto riguarda la richiesta di dimissioni del ministro Piantedosi, che avrebbe favorito, dicono, questa giornalista in alcuni incarichi. E poi campeggia anche il terremoto nella Federazione Italiana Gioco Calcio dopo la mancata, per la terza volta consecutiva, qualificazione dell'Italia ai mondiali. Il presidente Gravina si è dimesso. Ma andiamo a dare un'occhiata appunto ai giornali, cominciando come sempre dal Corriere della Sera. Corriere della Sera che apre proprio con questo ultimo argomento che vi ho citato, terremoto nel calcio italiano. Infatti la svolta arriva dopo il flop mondiale, il pressing del governo e la federazione si voterà per il 22 giugno, infatti ci sarà un rinnovo del Consiglio federale, naturalmente la nomina del nuovo presidente. I possibili candidati, l'ex presidente del CONI Malagò e il presidente attuale della Lega Nazionale Dilettanti Abete, ma staremo a vedere. Allora, continuiamo ancora con questo argomento. Vi dicevo, ha lasciato anche il capodelegazione Buffon, si attende di conoscere il destino del CT Gattuso e vedremo che cosa succederà. Vedete nella foto centrale il riferimento al maltempo che sta colpendo l'Abruzzo, il Molise, la Campania. Al confine tra Abruzzo e Molise è caduto un ponte, cede un ponte, infatti turisti salvati in hotel, sepolto sotto la neve, ed è praticamente chiuso il collegamento tra l'Abruzzo e il Molise. È caduta una pioggia di 6 mesi, ora si chiede a gran voce un'autostrada gratis per quelle zone. Ritorniamo un attimo più su e dove troviamo appunto il presidente Trump che dice: riporto l'Iran al tempo della pietra, razzo sulla base italiana UNIFIL in Libano, fortunatamente senza grosse conseguenze. Poi Trump licenzia un altro dei suoi, ha licenziato il ministro Pam Bondi, e infatti per questioni che riguardano il caso Epstein, a giudizio del presidente Trump, non avrebbe gestito al meglio questa situazione perché probabilmente a suo giudizio non ha proceduto nei confronti dei suoi nemici. E poi andiamo a vedere le guerre ibride, l'editoriale di Maurizio Ferrera, assedio alle case di vetro. Qui Ferrera cita Norberto Bobbio che diceva che le democrazie sono case di vetro, ma in questo periodo, dice, i vetri sono un po' sporchi. Torniamo sempre alla questione della guerra con la telefonata della Premier Meloni al suo omologo britannico Starmer su Hormuz. A proposito di britannici, va detto anche che il ministro degli esteri britannico la Cooper ha detto che sta lavorando ad una coalizione a cui parteciperanno in primo momento 35 paesi, coalizione che si è estesa a 40 paesi che stanno cercando di trovare una soluzione diplomatica proprio per liberare lo stretto di Hormuz. Continuiamo a dare un'occhiata al quotidiano di Via Solferino. Uffizi blindati contro i furti dopo il ricatto degli hacker. Le gallerie degli Uffizi a Firenze sono sotto ricatto perché degli hacker sono entrati nel sistema informatico delle gallerie e le hanno bloccate, le hanno svuotate e sul telefono personale del direttore Simone Verde è stata recapitata una richiesta di riscatto. Vedremo come andrà a finire. Il caso Piantedosi, tutti i contatti della giornalista, il ministro non parla, dice il Corriere della Sera, non parla della giornalista che ha svelato la loro relazione, ma Governo e Fratelli d'Italia lavorano ad una istruttoria per ricostruire questa rete di contatti e favoritismi presunti di cui avrebbe beneficiato la giornalista.
Ancora andiamo avanti, vediamo, ritornando alla questione del calcio e del suo terremoto, c'è un commento di Fabrizio Roncone che dice: travolto dei fischi nel disdegno generale, alla fine Gabriele Gravina, il presidente, si è tolto di mezzo. Con lui anche Gigi Buffon, il capodelegazione della nazionale, e Rino Gattuso sta solo sistemando le ultime faccende economiche del suo staff, ma sarà pronto a dimettersi anche lui. Andiamo a vedere invece adesso, cambiando giornale, cosa dice La Repubblica. La Repubblica, in un titolo alto, parla della resa di Gravina e anche delle dimissioni di Buffon, ma naturalmente l'apertura principale è dedicata al razzo sulla base italiana. Colpito in Libano il quartier generale di UNIFIL, il governo via subito o nuove regole di ingaggio. Accordo di 40 paesi su Hormuz, ma l'Iran vuole i pedaggi e la guerra dimezza la nostra crescita. Ci sono state infatti le previsioni di Standard & Poor's che praticamente hanno dimezzato la previsione di crescita del PIL dell'Italia e praticamente lo collocano intorno allo 0,4%. Trump, come vi dicevo, licenzia la sua ministra Bondi e paga per il ciclone Epstein. La procuratrice generale, che è ministra della giustizia americana, dice Trump al suo proposito: voglio bene a Pam, alla Bondi, ma ora passerà a ricoprire un nuovo incarico quanto mai necessario e importante. L'irritazione nei suoi confronti era nota, pesano la gestione del caso Epstein e la ritorsione voluta dal tycoon nei confronti dei suoi nemici. Ancora la questione Piantedosi e scontro su Piantedosi. Il ministro non ho favorito assolutamente la giornalista. Poi vediamo ancora il riferimento al maltempo da parte di Repubblica: centro-sud piegato dal maltempo e disperso in auto un pescatore. Andiamo adesso al quotidiano della CEI, all'Avvenire, che naturalmente fa riferimento nel titolo, nella grande foto anche sottotestata, alla Cena Domini del Papa Leone XIV. Dice in quell'occasione: unità e pace nell'ora oscura della storia. Le parole del Papa nelle celebrazioni del Giovedì Santo, colloquio con l'ex custode che ha curato le meditazioni di questa sera. Patton, una via crucis con luci e ferite di Terra Santa. L'economia trema, dice l'Avvenire. Chiaramente il riferimento è alle conseguenze del conflitto sull'economia italiana. La coalizione di 40 paesi invoca la riapertura immediata dello stretto di Hormuz, razzo sulla base UNIFIL in Libano. Dopo le parole confuse di Trump, ci si aspettava molto dalle parole del presidente Trump, ci si augurava una de-escalation, ma così non è stato. Anzi, il presidente ha rilanciato, minacciando addirittura di riportare l'Iran all'età della pietra. Dicevo, si infiamma la crisi energetica, Standard & Poor's dimezza le stime dell'Italia. Per il governatore di Banca d'Italia, Panetta, è uno shock. Poi ancora fa un riferimento l'Avvenire anche alla giornata sull'autismo, quando un tablet può cambiare la vita. E poi ancora sulle tecnologie, robot umanoidi ormai in versione tuttofare. Andiamo avanti e diamo un'occhiata ad altri giornali, come per esempio quello romano del Messaggero, che dice, fa un grande foto di apertura, fuori tutti, dice, si riferisce naturalmente allo shock che ha colpito il calcio italiano dopo la terza eliminazione dai campionati mondiali di fila. E appunto, shock mondiale, il presidente FIGC Gravina si dimette, lascia anche il capodelegazione Buffon, Gattuso, il CT, è vicino all'addio e le elezioni sono fissate per il 22 giugno. Da quelle elezioni, come vi dicevo, verrà fuori il nome del nuovo presidente del calcio italiano. Le probabilità sono quelle che si riferiscono a Malagò, infatti c'è Andrea Sorrentino che fa un commento e dice: c'è una sola scelta da fare, lo dice la storia del nostro sport, lo confermano il buonsenso e la logica, c'è un solo uomo possibile per risollevare il calcio italiano, e si riferisce naturalmente all'ex presidente del CONI, Giovanni Malagò. Diamo un'occhiata ancora al Messaggero, sottotestata, le frane, crolla un ponte, c'è un disperso in Molise, il maltempo che sta sferzando il centro-sud.
E poi sotto l'apertura del giornale si fa riferimento all'Iran con Trump che allontana la tregua. Hormuz, lo stretto, Italia si schiera per la de-escalation, per la soluzione diplomatica, USA via il capo dell'esercito e la ministra Bondi. L'intervista al ministro turco Güler, noi in campo per stabilizzare il Medio Oriente. L'editoriale di Luca Diotallevi, le parole di Leone e la Pasqua di Speranza. Ricordiamo che ieri c'è stata appunto in San Giovanni Laterano la Cena Domini celebrata dal Papa. In quest'ora oscura della storia, dice Leone, molti o forse ciascuno di noi lo pensa, ma ieri persino Leone XIV ha detto: se così stanno le cose, che senso ha parlare di Pasqua in questa ora oscura della storia? Leone ha condannato naturalmente la brutalità del nuovo imperialismo militare che sta appunto mettendo a ferro e fuoco buona parte dei paesi del mondo. Se pensiamo all'Ucraina, all'Iran, pensiamo al Golfo in fiamme. Poi ancora il giornale di Roma, gli approfondimenti del Messaggero, timori della Banca Centrale Europea e di Standard & Poor's, l'agenzia di rating, aiuti sulla benzina, come vi dicevo, prorogata l'eliminazione almeno la riduzione delle accise sui carburanti, il prezzo del petrolio che arriva a $111 al barile, il segnale agli USA. Il governatore Panetta della Banca d'Italia dice: nuovi rischi, l'Italia ha un riparo. L'Europa sia unita e l'Italia dovrebbe avere un riparo dalla crisi. Il caso Piantedosi, la maggioranza naturalmente blinda il suo ministro dell'Interno che dice mai aiuti alla giornalista. Andiamo a vedere adesso altri giornali e vediamo il Sole 24 Ore cosa ci dice. E appunto, grande titolo, Europa a rischio, recessione tecnica. Si paventa quindi da parte del giornale di Confindustria un rischio di recessione che definisce tecnica. Trump gela i mercati, ancora 2 o 3 settimane di conflitto, ridurremo l'Iran all'età della pietra. Questa è la frase pronunciata ieri notte nel suo discorso alla nazione di Trump. Il petrolio balza a $111 al barile, la coalizione di 40 paesi per la riapertura di Hormuz. Teheran chiede il pedaggio. A questo punto appunto l'Iran pensa bene di poter sfruttare questa situazione un po' come succede nel canale di Suez, dove si paga un pedaggio per attraversare e per entrare appunto nel Golfo, così anche l'Iran pensa bene di sfruttare la situazione. Questa coalizione da parte dei 40 paesi che stanno cercando di ricostruire un po' i rapporti con l'Iran in via diplomatica, magari anche facendo delle pressioni che possono riferirsi a delle eventuali sanzioni, insomma un po' un atteggiamento un po' che cerca di mediare tra presunte velate minacce di sanzioni, ma anche di dialogo attraverso il ricorso appunto al dialogo con l'Iran. Vedremo che cosa accadrà nei prossimi giorni. Il Papa, l'uomo che uccide per vincere è una bestemmia a nostro Signore. Dice il Sole, riporta, o meglio il Sole, quello che ha detto Papa Leone XIV: Gesù purifica non solo la nostra immagine di Dio dalle idolatrie e le bestemmie che l'hanno sporcata, ma purifica la nostra immagine dell'uomo che si ritiene potente quando domina, vuole vincere uccidendo chi gli è uguale. Il bene, dice Leone, non viene dalla prevaricazione, lo ha detto appunto ieri il Papa nella messa di Cena Domini nella Basilica di San Giovanni in Laterano a Roma. Ancora il Sole non lascia nulla, il quotidiano economico che come sapete punta molto sui temi economici ma non lascia l'attualità. Disfatta mondiali di calcio, Gravina e Buffon lasciano, poi riferimento anche al maltempo, un disperso a Termoli, maltempo emergenza per Abruzzo e Molise. E poi il nodo Natuzzi nel distretto dell'Arledo, annosa questione che riguarda appunto l'occupazione in questa grande azienda pugliese, trattativa aperta per evitare i licenziamenti. Le compagnie aeree Air France e Lufthansa in corsa per una quota in TAP. Poi ancora sotto, Panetta, il governatore della Banca d'Italia, dice: con lo shock energetico ci sono rischi per la stabilità
finanziaria. Siamo finora stati riparati dalla percezione sui mercati che le condizioni di finanza pubblica italiane sono migliorate, è una condizione importante anche per il futuro, dice Panetta. La Banca Centrale Europea rallenta la crescita e inflazione oltre il 3%. E il gas intanto e le bollette volano più 19,2%. Poi, come vi dicevo, Standard & Poor's dimezza le stime sulla crescita del PIL italiano, sul prodotto interno lordo, previsto un più 0,4, si era preventivato in precedenza, in periodo preguerra, uno 0,8. L'energia allerta per i conti, ci sarà uno sconto accise al 1° maggio. Vediamo, vertice di maggioranza ieri a Palazzo Chigi su un documento di finanza pubblica, mentre è atteso oggi il Consiglio dei Ministri il nuovo decreto taglia accise, che allungherà i tempi della riduzione di 24,4 centesimi sui carburanti dall'8 aprile fino al 1° maggio e con la copertura per gli esodati di Transizione 5.0. Andiamo a vedere altri giornali, vediamo La Stampa. Quotidiano di Torino che dice Europa incubo austerity, un po' più allarmistica la Stampa, che dice Trump minaccia ancora l'Iran, li riporto all'età della pietra, questa frase è ricorrente in tutti i giornali, conflitto finito in 3 settimane, telefonata a Starmer, tra Starmer e la Meloni su come appunto comportarsi nei confronti della gestione della crisi di Hormuz. I carburanti sono a rischio reazionamenti, secondo La Stampa. Altri giornali non riportano questa notizia, ma appunto La Stampa paventa questo rischio. Il governo taglia le stime sul PIL, altri 500 milioni per le accise. Poi i commenti di Gabriele Segre, se il mondo in guerra è senza più alleati. Israele di Ben-Gvir, fabbrica di morte. Il commento di Mario De Aglio, Donald Trump naturalmente, il fattore G e l'economia del caos. Invece di spalla il commento sulla politica, caso Claudia Conte, l'opposizione Piantedosi ci dica che non è ricattato. Non abbiamo citato, in apertura, nel darvi conto su quelle che potevano essere le notizie principali, il ritorno sulla Luna. Infatti Artemis, il razzo che sta è in orbita e dopo 53 anni, pensate, la nuova missione nello spazio che riporterà allo sbarco nel 2028. Per questa missione non è previsto l'allunaggio, ma è un'azione propedeutica appunto per lo sbarco previsto sulla Luna di nuovo nel 2028. Vediamo ancora altri giornali, andiamo a dare un'occhiata anche alla Gazzetta del Mezzogiorno, che dice una Pasqua stellare, una proroga al 30 aprile del taglio delle accise, ma il gas vola, e poi fa un riferimento Ilva, le acciaierie, Urso chiama De Caro, il ministro Urso chiama De Caro, il 16 ci sarà un vertice sulla vendita dell'acciaieria, al sud l'oceano dei no vuole dire qualcosa, dice Gaetano Quagliariello. E poi una vicenda abbastanza scabrosa nell'interno, ricattavano le modelle filmate nei camerini, 2 indagati sequestrati PC tra Galatina, Aradeo e Galatone. Il focus della Gazzetta del Mezzogiorno, aeroporti, record di passeggeri negli scali pugliesi. Malgrado tutto, malgrado le difficoltà, le incertezze economiche, va detto che appunto i voli e la gente che viaggia non si ferma. Politecnico Barese, Deloitte verso lo spazio. Vediamo ancora il bollettino di guerra per il maltempo, disagi pure sui treni. A Termoli è disperso un pescatore biscegliese, in tilt tutto il sud, ma domani dovrebbe tornare il sereno. Naturalmente anche già per oggi è previsto un miglioramento. E guardate la vignetta di Pilinnini, che mostra un braccio che esce fuori dall'acqua con un ombrello senza copertura, dice piove, governo leader. Il caso Piantedosi, anche la Gazzetta ci va. Il rimpasto, addirittura ipotizza un rimpasto a breve, Meloni al lavoro sulla squadra, il centro-sinistra litiga su primarie e leadership. Dalle province, le violenze al San Nicola, un caso di cronaca, arrestato il bomber influencer Silvio Sisto, a Foggia i clan e il grande business del recupero crediti,
e Taranto invece per il caso appalti pilotati, Franzoso tace all'interrogatorio. Continuiamo a dare un'occhiata ai giornali, torniamo al nord con l'Eco di Bergamo che apre con il lavoro povero per 55.000 bergamaschi, un dato in crescita, stipendi sotto i 1.000 euro, i sindacati contrastare i contratti pirata. E poi editoriali, se l'Iran ha carte migliori da giocare, il governo senza pace e Salvini in attesa. Vediamo ancora se ci sono altre notizie da riportarvi. Per quanto riguarda la prima pagina dell'Eco c'è un altro editoriale, il governo senza pace, Salvini in attesa. Non c'è pace, dice l'Eco, per il governo e la maggioranza. Non bastassero le guerre, i rapporti con Trump, i prezzi dell'energia, i rischi di razionamento, la crisi economica che ha già taglieggiato le previsioni del PIL, ma insomma si allargano gli scenari di crisi. Continuiamo a dare uno sguardo ai giornali. Andiamo al Resto del Carlino. Il Resto del Carlino dice: un razzo sulla base italiana, Trump all'Iran, avanti con i raid. Il missile raggiunge il contingente UNIFIL in Libano, fortunatamente, come vi dicevo in apertura, nessun ferito, ci sono solo danni alle strutture. Intanto 40 paesi si mobilitano per riaprire Hormuz, ma il greggio vola e le borse crollano. Meloni. Il caso Claudia Conte, Meloni blinda Piantedosi e medita su un mini rimpasto. Poi il Resto del Carlino, quotidiano bolognese, fa un riferimento ad un episodio, minacce di morte all'Epore, non mi faccio intimidire, imbrattata la sede del PD. E poi ancora il calcio con Gravina e Buffon che si dimettono, anche Gattuso, lo vedete nella foto, da sinistra a destra, Buffon, Gattuso e Gravina. Tutti e tre sicuramente non ci saranno nella prossima nazionale. Pioggia e gelo al centro-sud, crolla il ponte in Molise, poi il caso della madre e figlia avvelenate, ricorderete questo episodio di cronaca, avvelenate madre e figlia con la ricina, nessuna traccia sul marito e padre, ma l'autopsia slitta. Continuiamo a cambiare giornali, andiamo a dare un'occhiata in Sicilia al Giornale di Sicilia, che ha le sue mini aperture, se vogliamo, in testa sopra testata, e dice: Trump posticipa la fine della guerra, l'Iran tornerà all'età della pietra, il maltempo sferza il centro-sud, crolla un ponte, si temono delle vittime. Infatti abbiamo riportato la notizia di un pescatore biscegliese disperso. L'Italia deferita dalla Corte Penale Internazionale per il caso Al-Masri. Ancora il Giornale di Sicilia, che naturalmente in questo caso fa una controapertura per quanto riguarda il locale e dice: Palermo, ex province, paga ai presidenti. All'Assemblea regionale siciliana la legge per attribuire un compenso a chi guida i liberi consorzi. Partito diviso, il PD, la guerra finisce in tribunale, c'è un ricorso contro l'elezione di Barbagallo e Roma prova a mediare. Anche il Giornale di Sicilia parla dello shock della FIGC, Gravina si dimette, Rivera si candida. Questo è un nome che non era stato ancora fatto, ma sarebbe davvero molto suggestivo che appunto l'ex grande calciatore Gianni Rivera possa inserirsi almeno con la sua esperienza. Turista americana, cronaca, turista americana, sono stata violentata, era in una casa vacanza a Palermo il presunto responsabile in questura. Bene, fin qui abbiamo fatto una panoramica dei giornali di cui ci occupiamo. Io vi ringrazio per l'attenzione prestata, questo spazio finisce qui e vi saluto rimandandovi ai programmi della nostra rete. Buona giornata. Cuore divino di Gesù,
io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Preghiamo per i sacerdoti che stanno affrontando momenti di crisi nella loro vocazione, perché trovino l'accompagnamento di cui hanno bisogno e perché le comunità li sostengano con comprensione e preghiera. Perché ogni famiglia, nelle prove che è chiamata ad affrontare, trovi sempre nel Signore la luce della speranza per guardare al futuro con il conforto e la forza della fede. Perché la Santa Madre del Redentore ci doni di entrare e di vivere il mistero pasquale di Cristo. Un piccolo gesto può portarci lontano. Dona 1.000 euro e fai volare una colomba per spingere in alto Telepace. Venerdì 3 aprile, venerdì santo, appuntamento con Chiamata alla Pace, via Crucis davanti all'Arena di Verona, in diretta su Telepace a partire dalle 20:45. Iniziamo il nostro percorso in questo itinerario spirituale della Settimana Santa proprio qui, in quello che oggi è conosciuto come il Santuario della Scala Santa, un edificio che in passato costituiva parte dell'antico patriarchio, cioè la sede del Vescovo di Roma, del Papa, qui a San Giovanni. Infatti fino alla cavità
attività avignonese del 1309, i papi risiedevano proprio qui fino al 1305, abitavano nel Patriarchio, nella basilica, nel palazzo che è attiguo a quella che oggi noi conosciamo come la Basilica del Santissimo Salvatore e dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista in Laterano. Questo luogo è un luogo particolarmente santo nella cristianità e meta tutt'oggi di numerosi pellegrinaggi, sempre durante tutto l'anno, ma specialmente nei giorni che precedono appunto il Triduo Pasquale. Perché? Perché qui è custodita quella che secondo la tradizione è la scala che costituiva il pretorio di Ponzio Pilato a Gerusalemme, 28 gradini che Elena Augusta, la madre di Costantino, poi ne parleremo più diffusamente quando andremo in quello che era il suo palazzo, oggi la Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, e Elena Augusta nel suo pellegrinaggio in Terra Santa, nel rinvenire le reliquie della Passione, volle anche traslare qui a Roma questi 28 gradini che in realtà fino i primi del 1700 erano scoperti, erano di marmo, così come costituivano la scalinata che Gesù avrebbe percorso appunto nel pretorio di Pilato il Venerdì Santo per andare in giudizio e poi anche per subire la flagellazione, e poi sono stati appunto ricoperti perché con l'usura del tempo, dei tanti pellegrini che ancora oggi la salgono esclusivamente in ginocchio come segno di venerazione e di rispetto per nostro Signore, che invece la salita in quel giorno così drammatico, umanamente parlando, ma salvifico nella logica della redenzione che lui è venuto ad attuare, ecco, si erano consumati, usurati. In realtà poi ci sono anche 3 piccoli oblò in 3 diversi gradini di questi 28 che costituiscono la Scala Santa, in cui c'è una piccola placca in ottone che secondo la tradizione vuole proteggere le macchie di sangue che furono lasciate lì proprio dal Signore Gesù dopo aver subito la flagellazione. Ci troviamo qui perché vogliamo anche noi iniziare questo percorso seguendo le orme del Signore. Pietro nella sua seconda lettera dice: Cristo Gesù patì per voi lasciandovi un esempio perché ne seguiate le orme. Ecco, quindi anche fisicamente in qualche modo noi vogliamo seguire le orme, non tanto salendo questa scala in ginocchio come fanno tanti pellegrini, ma vogliamo salire dentro le altezze del mistero dell'amore di Cristo Gesù, che si è manifestato a noi con la sua morte e resurrezione, con la sua passione, morte e resurrezione. E chiediamo anche noi la grazia di vivere questa settimana santa così, attingendo la forza per imitare il suo amore mite, mansueto, come poi vedremo anche nelle statue che qui ce lo rappresentano in 3 diversi momenti proprio della passione. Il momento in cui Giuda dà il bacio a Gesù nell'orto del Getsemani, quando guidando i suoi oppositori, le guardie che lo devono arrestare, dà come segno di riconoscimento del Maestro questo bacio. Poi la statua in cui Pilato mostra al popolo che si era radunato lì Gesù dopo la flagellazione dicendo ecce homo, ecco l'uomo, e la terza statua che invece rappresenta Gesù stesso nell'atto della flagellazione, Gesù alla colonna. Un piccolo spunto spirituale che traiamo da queste 3 sculture qui custodite. Il primo, la drammaticità del tradimento di Giuda, ci richiama sempre a questo monito di essere invece noi discepoli fedeli, che non tradiamo il Signore. E magari possiamo giungere anche a rinnegarlo come Pietro, ma che comunque sappiamo credere fino in fondo nella possibilità
di essere perdonati come ha fatto Pietro e quindi attingere al suo perdono con il nostro pentimento e non essere vittime dei nostri sensi di colpa e lasciarci strozzare come invece ha fatto Giuda. Ma in qualsiasi modo, in qualsiasi circostanza, ricordiamoci sempre che il Signore Gesù, come a Giuda, anche a noi continua a chiamarci amici. Il Vangelo ci consegna proprio questa espressione di Gesù che mentre Giuda lo bacia dice amico, con un bacio tradisce il Figlio dell'uomo, amico. Noi possiamo anche rinnegare il Signore, possiamo anche tradirlo, ma l'amore di Dio in Cristo Gesù rimane fedele. E poi la statua in cui Pilato mostra Gesù flagellato, l'ecce homo, ecco l'uomo. In quella immagine anche fisicamente, plasticamente mostrata, ci viene consegnato ciò che noi diventiamo con il peccato ci sfigura. E Gesù ha voluto, pur non avendo peccato, assumere questa immagine che ci consegna davvero come il peccato ci trasforma, ci umilia, ci flagella. Ecco l'uomo, quell'uomo che vediamo segnato dai colpi della flagellazione, che però ci invita, e come vedremo poi dopo nella nostra riflessione a Santa Croce in Gerusalemme, a rivestire invece l'uomo celeste, l'uomo trasformato, l'uomo trasfigurato. Abbiamo iniziato il cammino della Quaresima proprio così, con la prima domenica nel seguire le orme di Gesù nel deserto, ma la seconda domenica di Quaresima ci è stata consegnata invece l'immagine della trasfigurazione come approdo definitivo del nostro cammino quaresimale, essere trasfigurati dall'amore di Dio, passare dalla condizione sfigurata e sfigurante del peccato, del male, alla condizione di grazia, che è l'essere appunto resi belli dall'amore di Dio, trasfigurati dall'amore di Dio, l'amore di Dio che sa trasformare anche le brutture del mondo. E ultima considerazione davanti alla statua del Cristo silente alla colonna. Pietro nella sua lettera dice che Gesù, pur essendo oltraggiato, non rispondeva con oltraggi e soffrendo non minacciava vendetta, ma rimetteva la sua causa a colui che giudica con giustizia. Ecco, questo credo che sia anche per noi un grande insegnamento. Imparare a portare anche il peso delle ingiustizie che tante volte la storia ci infligge, con le quali ci flagella, saper portare questo peso e rimettere la nostra causa nelle mani di Dio, cercare in Lui la salvezza e non salvarci con le nostre mani, consegnare la nostra vita come ha fatto Gesù, perché l'amore del Padre ci renda anche a noi, insieme con Cristo suo Figlio, vincitori in tutte le nostre situazioni anche di sofferenza ingiusta di cui portiamo il peso insieme con il Signore. Allora la nostra mansuetudine, la nostra mitezza, come frutto dello Spirito Santo, diventa anche annuncio profetico per questo mondo dove la mitezza, la bontà e il consegnarsi per amore fanno così fatica a trovare spazio. Chiediamolo al Signore salendo, ripercorrendo appunto questa scala, al cui vertice c'è la Sancta Sanctorum, la cappella che è stata la cappella dei Papi e nella quale entreremo alla fine del nostro percorso, alla fine di questa nostra meditazione sulla passione, morte e resurrezione di Gesù. E chiediamo la grazia di salire anche noi, di risalire anche noi nelle nostre situazioni in cui ci sentiamo anche gravati del peso delle nostre croci, non perdendo mai di vista l'opportunità che abbiamo, grazie all'amore di Dio, di essere non solo gravati dal peso della vita, ma anche essere grati perché col dono dello Spirito Santo noi possiamo risollevare non solo la nostra storia, ma anche la storia dell'umanità,
come ha fatto il Signore Gesù, e completare anche noi, come dice Paolo nella sua lettera, nella nostra carne quello che manca ai suoi patimenti a favore di Cristo, a favore della sposa di Cristo, che è la Chiesa. Chiediamo questo al Signore e iniziamo così questo nostro cammino sulle orme di Gesù. Prima di lasciare la Scala Santa ci soffermiamo ancora un istante su quest'altra scultura che rappresenta l'agonia di Gesù nell'orto del Getsemani, prima appunto del bacio di Giuda, il momento nel quale Gesù stesso ha provato l'angoscia davanti alla sua passione, il momento nel quale si è affidato alla volontà del Padre, nel quale ha chiesto, se questo rientrasse nella volontà del Padre, di esserne liberato dalla croce. Ma Gesù aderisce alla sua volontà, sia fatto ciò che vuole il Padre e non ciò che vuole Lui. Ecco, questo ci suggerisce un altro tassello del nostro cammino. Chiediamo al Signore la grazia di saper anche noi accogliere la volontà del Padre sulla nostra vita, anche qualora ci chiedesse di passare attraverso la porta stretta della croce. E chiediamo anche noi, come facciamo sempre nel Padre nostro, di saper fare la sua volontà, nella certezza che ciò che Dio vuole per noi è il meglio per noi, anche quando appunto ci chiede di abbracciare la croce. Talvolta, forse in maniera impropria, qualsiasi cosa che ci capita nella vita, noi diciamo mi è capitata questa croce, ma la croce non capita. La croce è una libera adesione nostra alla volontà di Dio. Nella vita ci possono succedere delle disgrazie, delle malattie, delle sofferenze, ma che cos'è che trasforma quella sofferenza, quella malattia, quella disgrazia in una grazia come opportunità di salvezza? La nostra libera adesione, aderire a quanto ci viene donato, a quanto ci viene dato come uno strumento attraverso il quale fare della nostra vita il compimento del disegno del Padre. Poter dire anche noi al termine della nostra vita, come ha detto Gesù, non tutto è finito, ma come ha detto Lui, tutto è compiuto. E con questi sentimenti ci avviamo ora alla prossima tappa del nostro itinerario spirituale. Abbiamo appena lasciato la Scala Santa in piazza San Giovanni in Laterano, non è molto distante da qui, sono circa 800 metri, e ci siamo spostati in questa zona tra appunto piazza San Giovanni in Laterano e piazza di Porta Maggiore, perché qui sorgeva il Palazzo Sessorium, dove già nel III secolo questa dimora imperiale ospitava l'imperatore Settimio Severo, che iniziò i lavori che poi furono portati a termine da Eliogabalon e successivamente fu scelta come residenza dall'imperatrice Elena Augusta, la madre dell'imperatore Costantino, oggi evidentemente Sant'Elena. Lei volle nel suo palazzo portare, dopo che ebbe modo di scoprire a Gerusalemme le reliquie della Passione, come vedremo dentro, volle portare non solo queste reliquie, che sono la memoria della Passione di nostro Signore Gesù Cristo, ma anche portare della terra che, secondo la tradizione, lei avrebbe prelevato sull'altura del monte Calvario, del Golgota, e portate qui e deposte alla base di una grande sala che lei adibì a basilica, e fu il primo nucleo di questa che oggi è la Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, una delle basiliche minori, una delle 7 chiese che costituiscono il pellegrinaggio romano reso noto da San Filippo Neri. Quindi non ci soffermiamo molto e entriamo dentro per proseguire il nostro cammino spirituale sulle orme di Cristo Signore.
Ci siamo soffermati qui davanti all'altare, opera settecentesca, sotto questo ciborio c'è appunto l'altare che custodisce le reliquie di due santi, San Cesario da Terracina e Sant'Anastasio, perché nel catino absidale quest'opera d'arte attribuita da Antoniazzo Romano ci restituisce in maniera visiva quella che è la storia del rinvenimento della Santa Croce da parte di Elena Augusta, Sant'Elena, a Gerusalemme. Cosa accadde? Accadde che Elena, all'inizio del IV secolo, volle fare un pellegrinaggio in Terra Santa, a Gerusalemme, per ritrovare quelle che erano le memorie appunto della passione del Signore. Noi sappiamo dalle cronache storiche che Adriano, l'imperatore Adriano, nel 135 distrusse in maniera definitiva Gerusalemme e la trasformò in Elia Capitolina. E in modo particolare lì dove oggi c'è la Basilica del Santo Sepolcro che custodisce il Calvario e la tomba di Gesù, Adriano fece costruire un tempio a Venere e un foro romano. Quindi Elena, quando andò lì, sapeva bene dove andare a scavare per cercare le memorie. In maniera miracolosa, in una cisterna che ancora oggi è visitabile dentro la Basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme e dedicata appunto al ritrovamento della croce, Elena trovò 3 croci. Ma come poter risalire a qual era la croce del Signore? Ecco, le cronache ci dicono che il vescovo di Gerusalemme dell'epoca, Macario, fece passare queste croci accanto a una persona, secondo alcune tradizioni una donna ammalata, alcune altre tradizioni ci dicono una donna defunta, e finché accadesse un prodigio. Ecco, soltanto passando una delle 3 croci accanto al corpo ammalato o defunto di questa donna, avvenne il miracolo di guarigione o di resurrezione. A noi poco interessa, no? Quello che interessa è che ci fu un evento prodigioso che testimoniò che quella era la croce del Signore. E quindi Elena cosa fece? E lì diede il via alla costruzione della prima grande Basilica del Martirion e dell'Anastasis, che raccoglieva insieme appunto in prossimità del Calvario la memoria della passione del Signore, il Martirium, e un'altra parte, no, detta Anastasis, appunto resurrezione, che custodisse invece la tomba del Signore risorto. In quel punto Elena volle anche innalzare una croce gemmata che custodisse come un reliquiario appunto parte della croce. Un'altra parte appunto la portò qui a Roma, ma una parte fu lasciata lì a Gerusalemme. Ed è interessante anche ricordare che nella storia dell'arte la rappresentazione di Cristo crocifisso non è avvenuta nell'immediatezza. Inizialmente non si rappresentava proprio il Signore crocifisso, anche perché in epoca ancora pagana, potremmo dire così, veniva anche sbeffeggiato il cristianesimo rappresentando, ce n'è una rappresentazione proprio sul Colle Palatino di un uomo con testa d'asino appeso ad una croce, proprio a vilipendio del fondatore dei cristiani da parte di quelle appunto opposizioni, frange di rifiuto che c'erano dentro ai gentili, no? Potremmo dire così, al popolo anche romano. E quindi i cristiani non rappresentarono da subito il Cristo crocifisso, ma cominciarono a rappresentare anzitutto la croce gloriosa, la croce gemmata, quella croce che Elena per prima volle innalzare sull'altura del Calvario, non più come strumento di morte, ma come strumento di vittoria. Una croce ormai gloriosa, piena appunto di gemme, di pietre preziose, che poi ha dato il via in tante anche basiliche, anche qui a Roma lo ricordiamo, alla rappresentazione musiva della croce gemmata. Successivamente, lo sappiamo bene, si è passati anche a rappresentare il Cristo crocefisso, dapprima
nella versione del Cristo trionfante, quindi non del Cristo sofferente, ma del Cristo che dal legno della croce ha vinto la morte, quindi ha sconfitto il male, il peccato, e quindi il Cristo glorioso. Una delle rappresentazioni più antiche la troviamo nel portale della Basilica di Santa Sabina sul Colle Aventino. E allora ci soffermiamo qui, ma andiamo adesso proprio al cuore di questa basilica, al cuore che potremmo definire un po' il santuario di questa Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, per passare da questa nostra riflessione anche un po' storica sul rinvenimento della Santa Croce a una riflessione invece che ci accompagna più spiritualmente, interiormente, dentro la meditazione di questa settimana santa, che è il cuore di tutta la nostra fede. Lo abbiamo sentito proclamare anche nell'annunzio di Pasqua, il giorno dell'Epifania, quando abbiamo detto che cuore e centro di tutto l'anno liturgico è il triduo di nostro Signore crocifisso, sepolto e risorto, che culmina nella domenica di Pasqua. E allora, avendo in animo esattamente anche questa storia, che è una storia che ci dimostra ancora una volta che la fede cristiana è una storia incarnata, non è un'invenzione nel senso di un artificio, no? Di qualcosa che si è immaginato, creato a tavolino, ma è una storia che affonda le sue radici in un luogo, in un tempo, in uno spazio, in una umanità che il Figlio di Dio ha assunto nella incarnazione e ha redento con la sua passione, morte e resurrezione. E allora andiamo a contemplare e a meditare con le reliquie della passione questo mistero. Prima di entrare nella cappella delle reliquie ci soffermiamo un istante qui in questo accompagnamento, che vuole essere un accompagnamento spirituale all'incontro e alla venerazione delle reliquie della passione, attraverso la rappresentazione di quella forma di preghiera, di quel pio esercizio che ci ha accompagnato durante tutti i venerdì di Quaresima e che è appunto la Via Crucis. Le radici della Via Crucis sono molto antiche, già la pellegrina Egeria ci racconta alla fine del IV secolo, in un suo dettagliato appunto resoconto del suo pellegrinaggio in Terra Santa, di una processione che veniva fatta tutti i giorni dentro i luoghi santi, e quel primo nucleo di processione meditativa, di preghiera sulla passione del Signore è stato poi ampliato successivamente, in modo particolare dopo anche il Medioevo, con la grande anche venerazione francescana della passione di Gesù, e poi successivamente nella forma che oggi noi conosciamo delle 14 stazioni. Perché meditiamo sulla Via Dolorosa? Non è semplicemente un soffermarci a guardare, ad ascoltare quelli che sono stati i momenti dolorosi che hanno portato Gesù dalla condanna a morte fino alla sua sepoltura. Non è semplicemente questo. Vivere, pregare, meditare sulla Via Dolorosa, sulla Via Crucis, vuole essere anche per noi un ripercorrere le tappe del Signore per vedere quasi in filigrana, attraverso la sua capacità di portare la croce, la sua modalità di trasformare anche i dolori, l'opportunità attraverso la quale anche noi possiamo, nella sequela di Cristo, portare le nostre croci e chiedere al Signore la grazia di saper trasformare anche noi i nostri dolori in una opportunità di salvezza, non solo per noi, ma anche per il mondo, come ha fatto la croce di Gesù. Lo diciamo, tutti soffriamo in questo mondo, credenti, non credenti, ma la peculiarità del cristiano è quella che sulle orme di Gesù
percorrendo il suo modello, il suo esempio di adesione alla volontà di Dio, di donazione di sé, ha fatto della sofferenza, potremmo dire così usando un termine un pochino analogico, una sua offerenza, cioè una sua offerta. Tutti soffriamo, Cristo ci insegna a offrire i nostri dolori e saper trovare dentro questa offerta il senso a quello che umanamente senso talvolta non ce l'ha. E allora con questo sguardo che attraversa la Via Crucis, le tappe della Via Dolorosa di Gesù, guardando alle nostre vie dolorose, alle nostre Via Crucis, a quelle di questa umanità ancora segnata dalla sofferenza del male, dall'arroganza, della prepotenza, dell'odio. Ecco, guardando tutto con uno sguardo trasfigurato, che è quello che il Signore ci consegna e che ci concede di avere sulla nostra vita, entriamo ora a contemplare le reliquie della Passione. E siamo finalmente giunti qui, davanti alle reliquie della Passione di nostro Signore Gesù Cristo. Condivido con voi sempre una grande emozione, perché essere qui è un po' come essere a Gerusalemme, per chi c'è stato sui luoghi santi, e poggiare i piedi e essere davanti a queste reliquie e tornare col cuore, con l'anima in quei posti. Ed è anche un'opportunità per chi chiaramente non c'è mai stato a Gerusalemme, anche di vivere la medesima forza spirituale che queste reliquie ci consegnano. Siamo davanti alla reliquia centrale, ai frammenti della reliquia del Signore, la reliquia della Santa Croce, e poi altri segni importanti, altre reliquie importanti. Questo che vediamo accanto è il patibolo, secondo la tradizione, del buon ladrone, e ancora sopra 2 spine della corona di Cristo, il dito di San Tommaso, il famoso apostolo incredulo che voleva toccare con mano, toccare con il suo dito le piaghe del Signore risorto per poter credere, e che ci consegna forse la più bella attestazione di fede davanti al Signore risorto che Lui ha fatto, e che tutti noi dovremmo poter essere condotti dalla fede a fare, pur non avendo visto il Signore crocefisso risorto, e cioè mio Signore e mio Dio. Gesù è veramente nostro Signore e nostro Dio, e lo ha dimostrato nell'averci amato con un amore che non ha limiti. Lo ha dichiarato Lui stesso nella sera dell'ultima cena: nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. E voi siete miei amici se farete ciò che io vi comando, cioè amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. E ancora un chiodo della Passione e un'altra reliquia importante, una porzione, un frammento del cosiddetto titulus crucis, cioè la tavoletta che sopra la testa del Signore diceva qual era il motivo della condanna: Gesù Nazareno, re dei Giudei. Quella scritta riportata in ebraico, in greco e in romano, perché chiunque passasse lì davanti potesse capire chi era Gesù, re dei Giudei, e anche gli insulti che gli venivano fatti, no? Se sei il re dei Giudei, scendi dalla croce, salva te stesso. E i ladroni stessi gli diranno: te stesso e anche noi. Ma Gesù dimostra di non essere il re dei Giudei, ma di essere
il Re dell'umanità redenta, proprio non scendendo dalla croce. Se fosse sceso dalla croce, se avesse salvato se stesso, sarebbe stato alla stregua di tutti gli altri che pensano a sé, dei governanti anche di questo mondo. Ma proprio per essere rimasto sulla croce ha dimostrato di essere nostro Re. Certo, noi dobbiamo riconoscerlo come tale, nel suo gesto di donazione e di amore senza limiti. Questa tavoletta è stata ritrovata nel 1492 durante dei lavori di restauro proprio della Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, murata dentro appunto la Basilica stessa. Ci sono diversi studi al riguardo su questa tavoletta, sulla autenticità o meno. Gli studiosi ci consegnano un dibattimento al riguardo, se sia esattamente questa l'originale che fosse lì o una copia fedele, perché dal punto di vista paleografico il modo con cui è stata scritta è compatibile ai caratteri usati appunto nel primo secolo, il secolo nel quale appunto Gesù ha subito la passione per noi. Ma quello che a noi interessa, no, è quello che questa tavoletta rappresenta, la regalità di Cristo. La regalità di Cristo sulla nostra vita, se noi lo riconosciamo come nostro Re e se lo facciamo davvero regnare sul nostro cuore, perché trasformati dall'amore di Dio possiamo anche noi trasformare la storia segnata, appunto come dicevamo poc'anzi, dal male, dal dolore, dalla sofferenza, dall'ingiustizia. E Pietro, lo ricordiamo ancora una volta, ce lo ha detto nella sua prima lettera. Cristo patì per voi lasciandovi un esempio perché ne seguiate le orme, ha sofferto ingiustamente e non ha minacciato vendetta, e con la sua mitezza, con la sua arrendevolezza ha edificato nel suo sangue quella pace che ancora oggi Papa Leone XIV ci ricorda è la via del cristiano, una pace disarmata e disarmante che anche noi dobbiamo fare nostra. E una riflessione vogliamo anche farla sul patibolo del buon ladrone. È bellissima l'immagine che ci consegna l'Evangelista Luca nel raccontarci appunto questo frangente della passione di Gesù. Gesù si trova sulla croce, viene insultato da uno dei ladroni chiedendo che si salvi e che salvi anche loro che sono condannati insieme con Gesù. Ma il buon ladrone, cosiddetto buon ladrone, che secondo la tradizione, il suo nome è Disma, rimprovera questo suo compagno della disavventura, della passione, del morire sulla croce, lo rimprovera, ma poi si affida a Gesù. Si affida a Gesù dicendogli: Signore, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E Gesù risponde con una parola che è davvero dirimente anche sulle nostre croci, sulle nostre passioni, sui nostri dolori. Perché? Perché Gesù gli dice: oggi con me sarai in paradiso. Sembra un dettaglio, ma questo dire di Gesù, con me sarai in paradiso, ci aiuta a comprendere che è l'essere con Gesù che ci porta a essere in paradiso. Gesù non gli dice: oggi sarai in paradiso con me. No, dice: oggi con me sarai in paradiso. L'essere con Gesù è paradiso, non è un luogo, è una modalità del nostro essere. E quindi il Signore consegna al buon ladrone non solo questo sguardo di speranza sulla sua vicenda, ma anche sulla nostra, e anche una capacità di interpretare la nostra vicenda, le nostre vicende dolorose, perché anche qualora fossimo appesi al legno della croce, alle nostre croci, se le viviamo, se la portiamo questa croce insieme con Gesù, è già paradiso. È Gesù presente nella nostra vita, che fa sì che la nostra vita sia anticipo di paradiso. Allora possiamo concludere questo momento qui davanti alle reliquie consegnando proprio al buon ladrone questa preghiera per noi, che ci aiuti
a ripercorrere, specialmente nella Settimana Santa, nei riti della Settimana Santa, con tutta la loro profondità e con la solennità dei gesti, ci aiuti a rivivere il grande mistero dell'amore di Dio che in Cristo Gesù ha portato sul legno della croce nel suo corpo, come ci dice Pietro stesso, i nostri peccati, e che svuotò se stesso, come ci dice Paolo nella lettera ai Filippesi, assumendo la condizione di servo e divenendo simile a noi, fuorché nel peccato, con una morte che all'epoca era una morte ignominiosa, una morte di croce, quella destinata dai romani agli schiavi, non ai cittadini romani che avevano il lusso di poter essere giustiziati con il taglio della testa, no? Ma questa morte in croce così dolorosa, ecco, il Signore l'ha vissuta e l'ha trasformata per amore nostro, in adesione alla volontà del Padre, che gli ha chiesto di bere questo calice amaro, e Lui ha fatto fino in fondo la sua volontà, e per questo, ci dice Paolo, fu esaltato, ha vinto la morte stessa, è risorto e ha ricevuto un nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore. Allora qui, davanti a questa memoria, a questa reliquia della sua passione, a queste reliquie della sua passione, inginocchiamoci anche noi, non tanto fisicamente, ma inginocchiamo il nostro cuore pieno di grande riconoscenza per l'amore che Lui non solo ha avuto, ma continua ad avere per noi, perché tutte le volte che anche sbagliamo, che anche noi cadiamo nel peccato, che anche noi entriamo nelle tenebre, nell'ombra di morte, possiamo ad attingere dal suo cuore crocifisso e aperto per noi, appunto sulla croce, possiamo attingere la grazia di essere creature nuove, di essere risorti insieme con Lui, morire al peccato per risorgere alla vita nuova dei figli di Dio. Chiediamo al Signore questa grazia prima di lasciare questo luogo così sacro per tutti i cristiani di ogni luogo e di ogni tempo. A compendio della nostra catechesi e del nostro itinerario spirituale che le reliquie della passione del Signore ci hanno consegnato, e ci soffermiamo qui in questo vano attiguo alla Cappella delle Reliquie, dove è stata messa dal 2002 una riproduzione fedele del telo sindonico, la reliquia, che è custodita nel Duomo di Torino da 4 secoli e che ci rappresenta appunto quest'uomo i cui segni rimandano in maniera così fedele a quanto vissuto da Gesù nella sua passione, nella flagellazione, nella crocifissione e anche nella sepoltura. Non entriamo, ci vorrebbe un'intera trasmissione per parlare della sindone, quindi non entriamo nel dettaglio sulla spiegazione di questa riproduzione appunto della reliquia della sindone, ma vogliamo trarre solo qualche spunto anche qui spirituale. L'uomo della sindone viene rappresentato, come vedete, con i segni della flagellazione, della corona di spine, il sangue, la ferita del costato, quella ferita dalla quale, ci dice l'Evangelista Giovanni, uscì una volta trafitta dalla lancia del centurione sangue ed acqua, che ci consegna anche una riflessione, ci dicono gli anatomopatologi, sulla tipologia della morte dell'uomo della sindone,
un infarto del miocardio che provoca anche questo tipo di fuoriuscita del liquido dalla cassa toracica una volta perforato. Ma quello che noi vogliamo sottolineare non è tanto questo, che appunto può essere oggetto di un'altra riflessione e meditazione esclusivamente sulla sindone, ma sul significato di questa fuoriuscita di sangue ed acqua. Da sempre la Chiesa ha interpretato questi come i segni dai quali è nata essa stessa. Nell'acqua e nel sangue c'è la simbologia dei due sacramenti che edificano il corpo mistico di Cristo, che fanno nascere la sua Chiesa, la sua sposa, il sacramento del battesimo, l'acqua, il sacramento dell'Eucaristia, il sangue. E anche nelle interpretazioni dei padri della Chiesa questo ci viene consegnato nella meditazione bellissima proprio riguardo al Venerdì Santo, come dal costato di Adamo il Signore trasse Eva, così dal costato del nuovo Adamo di Cristo Dio Padre trasse la sua sposa, la nuova Eva, la Chiesa stessa. E allora anche noi, davanti a questa immagine che ci riproduce la passione del Signore in questa maniera così fedele, poi vedremo anche la riproduzione in tridimensione dell'uomo sindonico, che è qui custodita anche attigua a questa immagine appunto che riproduce il telo sindonico, un telo 4,37 m per 111 centimetri, ecco, che riproduce appunto la passione del Signore. Ecco, torniamo a questa ferita, alla ferita del costato. Lì nasce la Chiesa, lì siamo nati anche tutti noi. Vivendo la Settimana Santa, la liturgia ci invita a fare questo percorso anche noi, a morire al peccato e a rinascere alla vita nuova con la grazia del battesimo, a sentire la bellezza anche di nutrirci dell'Eucaristia per poter essere anche noi, così come siamo inseriti nel battesimo, nel corpo mistico di Cristo che è la Chiesa, essere nutriti e continuare a far parte di questo corpo di Cristo e testimoniare questa nostra appartenenza nella medesima maniera in cui il Signore ci ha amato, dando seguito, adempiendo il comandamento nuovo che Lui ci ha lasciato, il comandamento dell'amore, amarci gli uni gli altri come Lui ci ha amati. E qui possiamo lasciare da questo punto in poi la Basilica di Santa Croce in Gerusalemme e tornare alla Scala Santa per l'ultimo momento dove concludere la nostra riflessione spirituale su questi giorni della Settimana Santa. Ci ritroviamo qui di nuovo nel santuario della Scala Santa, da cui siamo partiti per poi spostarci a Santa Croce in Gerusalemme e ora tornare qui, in quella cappella che è al vertice appunto della Scala Santa e che è dedicata a San Lorenzo in Palazzo, più comunemente detta Sancta Sanctorum. Perché? Perché era la cappella privata dei papi nell'antico patriarchio, che appunto era la residenza dei papi fino al 1305. Questa era la cappella appunto privata dei pontefici e qui venivano custodite anche dentro questo altare le reliquie più sacre della cristianità. L'edificio che oggi noi conosciamo ha subito chiaramente una grande ristrutturazione ad opera di Papa Sisto V, ma già
nel 1277 ad opera di Niccolò III, dopo il grande terremoto che colpì appunto Roma, fu posta a mano per dare questa nuova ristrutturazione, questa nuova veste a questa cappella così importante, con gli affreschi che sono di opera romana. Ma abbiamo voluto concludere qui il nostro itinerario perché camminare sulle orme del Signore, ripercorrere la sua passione ha come obiettivo, l'abbiamo detto in ogni modo durante il nostro cammino spirituale che abbiamo compiuto, ha come obiettivo l'essere risorti con Cristo. E quindi ci troviamo qui davanti a questa immagine del Santissimo Salvatore, che poi dà il nome anche alla Basilica Lateranense, no? Basilica del Santissimo Salvatore dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista, anche se poi oggi più popolarmente viene chiamata San Giovanni il Laterano. Una icona antichissima, risale al V-VI secolo. La tradizione vuole che sia stata iniziata da San Luca e che si accingeva a dipingerla, ma poi lui stesso la trova ultimata ad opera degli angeli. Per questo si chiama acheropita, cioè non dipinta da mano d'uomo. Perché abbiamo voluto concludere qui il nostro percorso? Perché davanti a questa immagine i pontefici celebravano proprio la messa il mattino di Pasqua, partecipando a quel rito che si chiamava proprio Anastasis, cioè resurrezione, nel quale questo rito si assisteva all'apertura delle ante che chiudevano appunto l'immagine del Salvatore e in quel momento, ecco, ufficialmente anche si poteva cantare la gioia della resurrezione, della vita nuova. Oggi lo vediamo spesso accanto proprio all'altare quando il Papa durante il giorno di Pasqua celebra la messa della resurrezione il mattino di Pasqua. Allora siamo qui davanti a questa sacra immagine e concludiamo questo nostro augurio spirituale, che questi giorni della Settimana Santa, del Triduo Pasquale, della Pasqua del Signore, aiutino anche noi a contemplare, non solo alla fine della nostra vita, ma a contemplare fin da adesso la bellezza della vita nuova che comincia già con il battesimo, che è stata seminata in noi con la grazia del battesimo, quando siamo stati inseriti in Cristo come creature nuove, morendo al peccato e risorgendo alla vita nuova, e inseriti in Lui, poter portare in questo mondo la luce della gioia, della resurrezione, della vita nuova, iniziata il mattino di Pasqua, quel primo giorno dopo il sabato, quando le donne, recandosi al sepolcro per ungere il corpo del Signore, in realtà non lo trovano più, trovano la tomba vuota, l'annunzio degli angeli che danno la lieta notizia, la buona notizia, l'Evangelion, no? Il Vangelo, la buona notizia che poi si è diffusa in tutto il mondo. Quel Signore Gesù che poi Lui stesso ha dato prova della sua risurrezione apparendo alle donne, apparendo agli apostoli. Ecco, chiediamo anche noi la grazia che questi giorni nei quali riviviamo il memoriale della Pasqua, di morte e resurrezione del Signore, accendano anche dentro di noi la gioia del paradiso, la grazia della vita nuova e la opportunità di donare al mondo attraverso la nostra vita, che è divenuta una sequela di Gesù, delle sue orme, del suo modello, una imitazione di Cristo, ecco, poter dare al mondo la luce nuova che da quel mattino di Pasqua si irradia in ogni tempo e in ogni luogo.
Continuiamo il nostro cammino di riflessione sulla Chiesa come ci viene presentata nella Costituzione conciliare Lumen Gentium. Oggi affrontiamo il quarto capitolo che tratta dei laici. Ricordiamo tutti quello che Papa Francesco amava ripetere. I laici sono semplicemente l'immensa maggioranza del popolo di Dio. Al loro servizio c'è una minoranza, i ministri ordinati. Questa sezione del documento si preoccupa di spiegare in positivo la natura e la missione dei laici. Dopo secoli in cui questi erano stati definiti semplicemente come coloro che non fanno parte dei chierici o dei consacrati. Per questo mi piace rileggere con voi un passaggio molto bello che dice la grandezza della condizione cristiana. Non c'è quindi che un popolo di Dio scelto da Lui, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Comune è la dignità dei membri per la loro rigenerazione in Cristo. Comune la grazia di adozione filiale, comune la vocazione alla perfezione. Non c'è che una sola salvezza, una sola speranza e una carità senza divisioni. Prima di qualsiasi differenza di ministero o di stato di vita, il Concilio afferma l'uguaglianza di tutti i battezzati. La Costituzione non vuole che si dimentichi quanto aveva già affermato nel capitolo sul popolo di Dio, cioè che la condizione del popolo messianico è la dignità e la libertà dei figli di Dio. Naturalmente, più grande è il dono, più grande è anche l'impegno. Per questo il Concilio, insieme alla dignità, sottolinea anche la missione dei laici nella Chiesa e nel mondo. Ma dove si fonda questa missione e in che cosa consiste? Ce lo dice la descrizione stessa dei laici che il Concilio ci propone. Con il nome di laici si intendono tutti i fedeli cristiani che, incorporati a Cristo con il battesimo e costituiti in popolo di Dio, resi a loro modo partecipi della funzione sacerdotale, profetica e regale di Cristo, esercitano nella Chiesa e nel mondo, per la parte che loro compete, la missione di tutto il popolo cristiano. Il popolo santo di Dio, dunque, non è mai una massa informe, ma il corpo di Cristo. O, come diceva Sant'Agostino, il Christus totus. È la comunità organicamente strutturata in forza della relazione feconda tra le due forme di partecipazione al sacerdozio di Cristo. Sacerdozio comune dei fedeli e sacerdozio ministeriale. In virtù del battesimo, i fedeli laici partecipano allo stesso sacerdozio di Cristo. Infatti, Gesù Cristo, sommo ed eterno sacerdote, vuole continuare anche attraverso i laici la sua testimonianza e il suo servizio. Perciò li vivifica con il suo spirito e li spinge incessantemente a intraprendere ogni opera buona e perfetta. Come non ricordare a questo proposito San Giovanni Paolo II e la sua esortazione apostolica Christi Fideles Laici. In essa egli sottolineava che il Concilio, con il suo ricchissimo patrimonio dottrinale, spirituale e pastorale, ha riservato pagine quanto mai splendide sulla natura, dignità,
spiritualità, missione e responsabilità dei fedeli laici. E i padri conciliari, riecheggiando l'appello di Cristo, hanno chiamato tutti i fedeli laici, uomini e donne, a lavorare nella sua vigna. In questo modo, il mio venerato predecessore rilanciava l'apostolato dei laici, a cui il Concilio aveva dedicato uno specifico documento di cui parleremo più in là. Il vasto campo dell'apostolato laicale non si restringe allo spazio della Chiesa, ma si allarga al mondo. La Chiesa, infatti, è presente dovunque i suoi figli professano e testimoniano il Vangelo, negli ambienti di lavoro, nella società civile e in tutte le relazioni umane, là dove essi con le loro scelte mostrano la bellezza della vita cristiana, che anticipa qui e ora la giustizia e la pace che saranno piene nel regno di Dio. Il mondo ha bisogno di essere impregnato dello Spirito di Cristo e raggiungere più efficacemente il suo fine nella giustizia, nella carità e nella pace. E questo è possibile soltanto con il contributo, il servizio e la testimonianza dei laici. È l'invito ad essere quella Chiesa in uscita di cui ci ha parlato Papa Francesco, una Chiesa incarnata nella storia, sempre aperta alla missione, in cui tutti siamo chiamati a essere discepoli missionari, apostoli del Vangelo, testimoni del regno di Dio, portatori della gioia del Cristo che abbiamo incontrato. Fratelli e sorelle, la Pasqua che ci prepariamo a celebrare rinnovi in noi la grazia di essere come Maria de Magdala, come Pietro e Giovanni, testimoni del risorto. Il racconto dell'Evangelista Marco è iniziato con una giornata speciale a Cafarnao, dove il narratore ha mostrato l'attività intensa e straordinaria di Gesù, con i suoi discepoli, con la folla e anche da solo. Tutto il racconto di Marco è organizzato in due fasi importanti, che culminano entrambe con una professione di fede. La prima parte del racconto tende alla professione di fede dell'Apostolo Pietro. Questa prima parte, a sua volta, può essere strutturata in 3 momenti differenti. Ciascuno di questi momenti termina con una nota polemica di rifiuto e di aggressione. Così la prima parte del racconto termina al capitolo 3, versetto 6,
con questa indicazione. I farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro di lui per farlo morire. Fin dall'inizio gli avversari si rendono conto che Gesù è pericoloso, che il suo annuncio è straordinario e va fuori di ogni schema tradizionale. Comincia subito dopo una seconda parte e Marco abitualmente all'inizio di ogni parte pone un sommario e un racconto di vocazione. Questo sommario che troviamo al capitolo 3 è ampio, non descrive un episodio in particolare, ma appunto come sommario riassume quello che era abitualmente il comportamento di Gesù, quello che faceva in genere. Viene notato soprattutto che una folla immensa da tutte le regioni circostanti accorreva a Gesù per sentirlo parlare, ma soprattutto perché guariva. Le guarigioni compiute da Gesù sono, da un punto di vista di ricostruzione storica, senza dubbio il motivo che ha attirato le folle. Semplicemente dei bei discorsi non attirano la simpatia del popolo. È necessario ipotizzare come dato storico necessario che Gesù abbia compiuto qualche cosa di straordinario a favore della gente semplice. Ed è proprio questo intervento terapeutico di Gesù che attira l'attenzione del popolo. Subito dopo il sommario, Marco narra la costituzione dei 12. Adopera il verbo fare, come se si trattasse di un intervento creatore. All'inizio della prima parte ha narrato la chiamata di 4 discepoli: Simone, suo fratello Andrea, Giacomo e suo fratello Giovanni. Adesso dice che Gesù costituì in modo stabile un gruppo costituito da 12 persone. Salì sul monte, chiamò a sé quelli che voleva ed essi andarono da lui. Ne fece 12, creò i 12. Notiamo i particolari. Gesù salì sul monte e chiamò quelli a cui voleva bene, sceglie liberamente con un criterio di affetto e loro rispondono, si avvicinano a lui. Da questo gruppo ampio di coloro che lo seguono con affetto, Gesù ne sceglie un piccolo gruppo con numero preciso e determinato. Ha una valenza simbolica il 12. Dice il richiamo al nuovo Israele, come i 12 patriarchi che avevano dato inizio alle tribù, figlie di Giacobbe. Così adesso il nuovo Israele ha 12 patriarchi che danno inizio ad una nuova fase storica. Gesù crea questo collegio e l'Evangelista precisa 2 fini importanti. Li costituì, primo, perché fossero con lui, secondo, per mandarli. Apostolo significa inviato.
delegato. Gesù li ha scelti per poterli mandare a compiere un'opera che egli ha indicato chiaramente. Ma prima di mandarli, il fine che Gesù si è riproposto è quello di tenerli con sé. Li scelse perché stessero con lui. Nell'originale greco c'è il verbo essere, che è ancora più forte del verbo stare. L'obiettivo di Gesù è che gli eletti siano con lui. Essere con il Signore è il vertice, è la meta a cui ogni discepolo tende. L'importante è essere con lui. Da questa comunione di vita nasce la missione. Si può essere inviati di Gesù, portavoci della sua parola, solo se si è con lui. Ciò che caratterizza gli apostoli è essere stati con il Signore. Da questo nasce la missione, che ha a sua volta due obiettivi. Primo, predicare. Secondo, scacciare i demoni. Gesù aveva iniziato in sinagoga annunciando e liberando un uomo indemoniato. Lo stesso tipo di attività viene adesso delegato ai suoi apostoli. Il loro compito è annunciare il Vangelo, ma quella parola è una parola efficace. Non si tratta semplicemente di raccontare una storia, ma di agire sull'umanità, e per Marco l'azione fondamentale è quella del combattimento contro lo spirito delle tenebre. Il compito degli apostoli è scacciare i demoni, vincere il nemico e liberare l'uomo. Quella parola del Vangelo ha una funzione terapeutica, redentrice, libera l'uomo dall'oppressione del male. Ne fornisce quindi i 12 nomi, secondo un elenco tradizionale che conservano anche gli altri evangelisti. A questo punto inizia il racconto della seconda parte del suo Vangelo, con un momento di incomprensione. Incorniciato l'episodio dall'incomprensione dei parenti, al centro c'è l'opposizione dura, calunniosa degli scribi venuti da Gerusalemme. Evidentemente sono stati mandati dalle grandi autorità della capitale per informarsi su questo strano predicatore di Galilea. Il problema all'attenzione di questi scribi è il fatto che Gesù liberi alcuni indemoniati. La loro interpretazione è strana, provocatoria. Dicono che Gesù è un alleato del diavolo, è un suo inviato, è un collaboratore di Satana e, messosi d'accordo col capo, fa dei segni eclatanti proprio per dominare e schiavizzare. È una presa di posizione tragica, perché significa non accettare la luce, non voler vedere le cose così come stanno, anzi è una opposizione violenta che cambia il giorno nella notte. E Gesù chiama questo atteggiamento bestemmia contro lo Spirito Santo. Cioè è la chiusura ostinata, cosciente e ferma della rivelazione portata da Gesù.
di fronte ad un'opera che libera l'uomo e che dà salvezza e possibilità di vita, dire che viene dal diavolo significa non voler vedere la realtà, chiudersi ostinatamente nel rifiuto. Questo atteggiamento non può essere perdonato perché non chiede perdono. L'unico peccato che non può essere perdonato è quello di superbia che nega il peccato e che ritiene di non avere bisogno di peccato e che non riconosce in Gesù colui che porta la misericordia di Dio. Intorno a questo centro così negativo si muove anche la famiglia stessa di Gesù, i suoi parenti. Sono chiamati fratelli e sorelle. Era il linguaggio abituale con cui in quel contesto giudaico venivano indicati i parenti in genere, cugini, ma anche zii, nipoti, cognati, erano in genere indicati come fratelli. Noi potremmo tradurre parenti per creare meno problemi, ma anche conservando il testo originale comprendiamo il senso. I suoi parenti da Nazaret si sono spostati fino a Cafarnao, perché anche loro hanno sentito notizia di queste straordinarie imprese compiute da Gesù e non capiscono. L'Evangelista dice che anche la madre di Gesù è presente con gli altri parenti, soltanto che la folla fa ressa intorno a Gesù e i parenti non riescono a raggiungerlo. Arriva il messaggio di bocca in bocca e quelli più vicini al maestro gli riferiscono: fuori ci sono tua madre e i tuoi fratelli che ti cercano. E Gesù reagisce in un modo apparentemente strano. Domanda: chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Poi, girando lo sguardo su quelli che erano seduti intorno a lui, disse: ecco mia madre e i miei fratelli. Perché chi fa la volontà di Dio, costui è per me fratello, sorella e madre. Lo sguardo circolare di Gesù è una pennellata tipica di Marco. Lo descrive mentre prima di parlare gira la testa tutto intorno, fissando negli occhi quelli che lo stanno ascoltando. Mia madre e i miei parenti siete voi, dice. Voi che ascoltate le mie parole, siete diventati la mia famiglia. Per essere mio parente dovete fare la volontà di Dio. Non è un atto di disprezzo verso la madre Maria, anzi è proprio il modo con cui Gesù ci dice la grandezza di sua madre. È colei che ha fatto la volontà di Dio. È diventata sua madre non per meriti particolari, ma per avere accolto la parola che il Signore le ha rivelato e ha fatto quello che il Signore le ha chiesto. La parentela umana di Gesù viene superata. Per far parte di questa nuova famiglia che Gesù istituisce, non bisogna essere legati a Lui da vincoli di sangue, bisogna essere legati a Lui da vincoli di obbedienza, essere come Lui disponibili alla volontà del Padre. Cominciò di nuovo a insegnare lungo il mare. Così inizia il capitolo 4. Marco ogni tanto nei suoi passaggi sottolinea di nuovo, per dire l'aveva già fatto, ma lo ha ripetuto in altre circostanze. Vivendo in paesi
che si affacciavano sul lago di Galilea, definito in modo un po' enfatico mare. E Gesù spesso radunava gente sul litorale. La spiaggia era un ambiente ampio e libero, dove si poteva raccogliere la folla, tenendo conto che invece i villaggi erano molto ristretti, non avevano piazze o vie grandi che potessero accogliere delle folle. I campi erano coltivati e quindi la spiaggia era un ambiente aperto, libero, dove era possibile ammassare tante persone. Per poter mantenere un certo distacco e non essere assalito, Gesù insegna da una barca. Si siede e, rimanendo a qualche metro dalla riva, può osservare la gente che si è raccolta e lì serenamente parlare loro. Inizia così il capitolo delle parabole. È uno dei discorsi rari che Marco ha raccolto antologicamente. È una raccolta di parabole. Gesù insegnava in parabole. La parola greca parabole indica una storia gettata a fianco che passa attigua alla realtà. La parabola è un racconto vivace di una storia di vita che aiuta a comprendere la vita umana e la storia dell'umanità in genere. Sembra che non c'entri niente con la situazione concreta e invece, grazie all'abilità del narratore, quella storia permette all'ascoltatore di tirare delle conseguenze, di dare la propria opinione, formulare un giudizio, compromettersi. Le parabole di Gesù cercano di dialogare con gli ascoltatori, provocano il dialogo. Spesso iniziano con "che ve ne pare?" o "chi di voi se..." È un modo per fare una domanda e aspetta una risposta. La prima parabola che Marco ci racconta è quella del seminatore, o meglio dei vari terreni che accolgono il seme gettato dal seminatore. Inizia questa storia con una figura emblematica. Il seminatore uscì a seminare. Non uno qualsiasi, ma il seminatore. Fin dall'inizio c'è un riferimento a colui che dà il seme, colui che è all'origine del dono della vita. E quel seme che viene gettato è una figura della rivelazione. Il seminatore uscì. Di per sé quel verbo potrebbe essere inutile. Volete che semini in casa? E perché iniziare il racconto con quella sottolineatura? Uscì è proprio l'immagine di Dio che esce da sé per andare incontro al mondo, gettando la parola, la quale cade un po' dovunque. Questa parabola presuppone il modo di lavorare degli antichi contadini palestinesi. Non aravano il terreno, e l'arato era un'invenzione medioevale. Seminavano sul terreno così com'era e poi con qualche attrezzo smuovevano un po' la terra per ricoprire i semi. È quindi inevitabile che dei semi cadano sul sentiero, in mezzo alle pietre o fra le spine. Però c'è anche tanta terra buona. E dice
Gesù, raccontando la parabola, il seme che cade nella terra buona produce il 30, il 60, il 100 per uno. Ora noi non ci intendiamo molto di agricoltura e di resa del grano, ma i contadini del suo tempo che ascoltavano questo racconto, certamente con la testa gli facevano cenno di no, non è possibile. Un quintale di grano se ne rende 7, è già tanto. Oggi, con tutti i nostri sistemi più sofisticati, arriviamo a 15, a 20 non ci si riesce, arriva. E Gesù propone 30, 60, 100 per uno. Il punto focale della parabola è qui, è la provocazione. C'è un seme particolare che sta producendo un risultato immenso, spettacolare, che va al di là di ogni umana previsione. Prima ha raccontato l'incomprensione dei parenti, che vorrebbero portarlo a casa perché lo ritengono matto, l'ostilità chiusa, perversa di alcuni scribi che lo considerano alleato del diavolo. E i discepoli pensano, stiamo sprecando tempo, non si arriva da nessuna parte, i risultati non ci sono. La parabola serve come insegnamento di consolazione. Il frutto verrà, i risultati saranno eccezionali, anche se in partenza non sembra. La spiegazione sui 4 tipi morali è probabilmente un'aggiunta della prima comunità cristiana che ha cercato di adattare questo racconto e di esortare moralisticamente. Non siamo superficiali come il terreno, non siamo incostanti come il terreno pietroso, non lasciamoci soffocare dalle preoccupazioni, diventiamo terreno buono per raccogliere il seme della parola e portare molto frutto. L'obiettivo è annunciare un seme che cresce e non indicare un terreno che è così e non può essere diversamente. L'obiettivo è quello di stimolare gli ascoltatori a essere accoglienti. Chi accoglie la parola e fa la volontà di Dio, questi porta frutto, questi può diventare fratello, sorella e madre di Gesù.
O croce santa, seme di bontà, patto di alleanza fra la terra e il cielo, ceniamo il segno che ci riscattò dall'antico male, dalla schiavitù. Prima stazione. Gesù condannato a morte. Pilato disse: non trovo nessuna colpa in quest'uomo. Nonostante questo, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso. È la prova della rapidità della giustizia umana e della sua parzialità quando interessa condannare Dio. Signore Gesù, liberaci dalle nostre ingiustizie. Non permettere che la poca coerenza del nostro cristianesimo sia occasione del fatto che gli altri condannino te o la tua Chiesa. Seconda stazione. Gesù prende la croce fino al Calvario. Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Colui la cui parola è irresistibile si lascia ora condurre serenamente alla morte per riparare con la sua obbedienza le nostre disobbedienze. Signore Gesù, guidami sulla via dei tuoi comandamenti, anche se a volte questo cammino è duro e sembra terminare sul Calvario. Terza stazione. Gesù cade sotto il peso della croce. Egli si è caricato le nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori. La croce pesava. Erano tutte le nostre croci sulle spalle di Gesù. E Gesù è caduto sotto il suo peso. Signore Gesù, fa che la tua caduta non ci scandalizzi. Facci credere che il tuo giogo è veramente dolce e il tuo carico
realmente leggero. Quarta stazione. Gesù incontra sua madre. Che cosa renderò uguale a te per consolarti, Vergine figlia di Sion? Grande come il mare, la tua rovina. Il compito di madre non finisce mai. Doveva stare lì, nelle viuzze di Gerusalemme, accompagnando, collaborando, offrendosi. Signore Gesù, fa che non ci separiamo mai da tua madre e da te. Quinta stazione. Il Cireneo aiuta Gesù. Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, chiamato Simone, che veniva dalla campagna. Gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù. Quella croce non era un ornamento e l'hanno imposta con la forza. Per questo è più difficile per Simone accettarla come dono dalle mani di Dio e per il suo sommo bene. Signore Gesù, faccia amare la croce non solo quando è lontana, ma proprio quando tocca a noi. Sesta stazione. Una donna asciuga il volto di Gesù. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per potercene compiacere. Disprezzato e reietto dagli uomini. Un
piccolo gesto di bontà in mezzo a tanto odio. Un gesto coraggioso di carità in mezzo a tanta codardia. Signore Gesù, convinci il nostro cuore della verità della tua parola. Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Settima stazione. Gesù cade per la seconda volta. Abbiamo un sommo sacerdote che sa compatire le nostre infermità, essendo stato lui stesso provato in ogni cosa, come noi, escluso il peccato. L'Onnipotente ha esaurito le sue forze per donarle a noi, perché possiamo dire come San Paolo: tutto posso in colui che mi dà la forza. Signore Gesù, convinti della nostra vulnerabilità, ci gloriamo della nostra debolezza. Ti consacriamo la nostra fragilità, poiché ci basta la tua grazia. Ottava stazione. Gesù parla alle donne di Gerusalemme. Lo seguiva una gran folla di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Gesù, voltandosi verso le donne, disse: «Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli, perché se trattano così il legno verde, che avverrà del legno secco?» Erano il simbolo di Israele, albero infruttuoso, popolo dal cuore ipocrita e arido. Signore Gesù, per le sofferenze della tua passione, convertici a te. Donaci un cuore nuovo. Nona stazione. Gesù cade per la terza volta.
Se facendo il bene sopporterete con pazienza la sofferenza, ciò sarà gradito davanti a Dio. Anche Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme. Le orme sul suo cammino, con la croce, lasciano il segno sulla terra, come le nostre colpe lasciano il segno della nostra vita di cristiani. Il giusto cade 7 volte. Signore Gesù, trasforma le nostre cadute in fonte di umiltà, non in motivo di scoraggiamento. Decima stazione. Gesù è spogliato delle vesti. I soldati si spartirono le sue vesti tirandole a sorte. La tunica era senza cuciture, tessuta tutta d'un pezzo da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca. La povertà di Gesù, spogliato di tutto per arricchire con essa noi, tanto aggrappati alle cose, agli onori, alla preoccupazione che non ci manchi nulla. Signore Gesù, tu che hai detto: là dov'è il tuo tesoro sarà anche il tuo cuore, fa che riponiamo la nostra ricchezza unicamente in te. Undicesima stazione. Gesù è inchiodato sulla croce. Quando giunsero al luogo detto Cranio, là crocifissero lui e i 2 malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Alla vista di tutti, come esempio pubblico, perché ha detto che era re. Lo era, e lo è, e continua a farci doni regali dal suo trono. Il perdono, sua madre, il suo cuore. Signore Gesù, se non esiste una più grande prova d'amore che dare la vita per chi si ama, non lasciarci cadere nella tentazione di dubitare del tuo amore.
12ª stazione. Gesù muore sulla croce. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. E chinato il capo, spirò. Missione compiuta. Dio ha tanto amato il mondo, cioè noi, da consegnare il suo figlio alla morte. Il cuore di Gesù, straziato dai nostri peccati, ha appena impartito la migliore lezione ai discepoli che, insieme a Maria, vogliono prendere il Vangelo sul serio. Signore Gesù, Agnello di Dio che con la tua morte togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tredicesima stazione. Il corpo di Gesù è deposto dalla croce. Dopo questi fatti, Giuseppe d'Arimatea chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. Questo corpo, pieno di ferite, ci ha salvato. Nel grembo di Maria, come negli anni dell'infanzia, Gesù dorme. Davanti a Lui, davanti a lei, noi che abbiamo causato questa morte, che siamo favoriti da questa morte. Vergine Maria, che hai dato vita al corpo umano del Figlio di Dio, prega per noi peccatori. Siano impresse nel mio cuore. 14ª stazione. Il corpo di Gesù è posto nel sepolcro. Avvolse il corpo di Gesù in un lenzuolo e lo depose in una tomba scavata nella roccia, nella quale nessuno era ancora stato deposto. Finalmente poteva riposare dopo la lotta. Il corpo di chi è Signore della vita attendeva la sua vittoria che né la pietra né i soldati potevano impedire. Vergine Maria, accompagnandoti nella tua solitudine, aumenta la nostra fede nella vittoria del tuo Figlio e la nostra speranza nel fatto che, se soffriamo con Lui, regneremo con Lui.
O croce santa, seme di bontà, patto di alleanza fra la terra e il cielo, ceniamo il segno che ci riscattò dall'antico male, dalla schiavitù. Ma che invadente che è sto computer qua, Maria Vergine, che non mi piace. Ma lascialo lì, ecco così. Buongiorno care amiche e cari amici in ascolto, ancora una volta siamo qui in dialogo con voi per ascoltare le vostre voci, ma oggi io vi saluto anche a nome di una carissima amica che è Paola Tommasi, un'iconografa che io vi ho portato qui a Natale. Vi ricordate che ci aveva portato le icone che aveva fatto? E oggi Paola Tommasi è di nuovo con noi. Le ho appena detto, Paola, ho detto, ma che brava iconografa, mi ha detto, ma Don Bruno non dire queste robe qua, io sono un'allieva, ha detto. Beh, devo dire che qualche volta gli allievi raggiungono i livelli dei maestri, come adesso vedremo tra poco, soprattutto perché Paola porta dentro, nelle icone che fa, io credo che porti dentro la ricchezza del suo animo, della sua sensibilità. Tra pochissimo ci parlerà di queste icone che ha voluto oggi portarci. A Natale io vi avevo promesso che con Paola avremmo fatto una serie di puntate sulle icone. Sappiate che non ho dimenticato questa promessa che ho fatto a voi, non a Paola soltanto. Paola oggi è un po' intimorita, mi ha detto Don Bruno, ma tu hai tanta facilità davanti alle telecamere, e dice, sai, io non sono abituata, sono più abituata a star lì col pennello. Ma intanto guardiamo per esempio le icone che ci ha portato. Io chiedo alla regia se ci mostra prima di tutto quell'icona, ecco questa bellissima icona. Paola, ovviamente avete capito che oggi abbiamo portato delle icone che riguardano il Venerdì Santo, è un giorno speciale oggi per noi. Ecco Paola, senza paura di sbagliare, senza paura della tensione di essere davanti a una telecamera, l'originale di quell'icona dov'è? Allora, stiamo parlando di una crocifissione. L'originale è del 1600 e si trova nel museo di San Pietroburgo in Russia. Viene dalla scuola di Novgorod. Allora, diciamo che una crocifissione come può essere tale? Nella crocifissione ci deve stare ovviamente una croce, ovviamente un corpo. Nel fondo, come poi potete vedere, ci sono le mura di Gerusalemme. Poi abbiamo la Madonna
e un'altra Pia Donna, non so, potrebbe essere la Maddalena. Dall'altra parte abbiamo San Giovanni e il Centurione. Poi sotto la croce ci sarà sempre, perché sia appunto una crocifissione, il teschio che ci ricorda Adamo. Ecco, che la redenzione che si avviene sulla croce arriva fino è retroattiva. Diciamo che la legge dell'amore di Gesù è retroattiva e quindi raggiunge fino ad Adamo. Senti Paola, a me di questa icona, a parte i personaggi che adesso andremo ad analizzare, no, da vicino, se la regia ce la fa vedere ancora in primo piano, ecco, a me ha colpito molto le mura di Gerusalemme con questo verde molto particolare. Io banalmente ho detto cos'è un verde salvia, tu mi hai corretto, mi hai detto che è un verde brentonico, però tu mi spiegavi poco fa che i colori non è che li trovi sempre allo stato puro, i colori sono il frutto di un'alchimia, cioè tu in qualche maniera li elabori, li mescoli, finché raggiungono la tua sensibilità alla fine. Sì, è proprio così, perché diciamo l'indicazione per fare un'icona ti dicono verde, però di verdi al mondo ce ne sono tantissimi e ognuno ha una differenza, tonalità, è lieve, è delicata, però nell'icona si vede. Io uso il verde brentonico. Brentonico è un paesino che si trova sul Monte Baldo. Allora spieghiamo che il Monte Baldo è nel Veronese, perché guarda che ci stanno guardando, anzi mi sono dimenticato di dirvi, no? Siamo qua ad aspettare le vostre telefonate, magari telefonate per parlare anche con Paola, perché il bello del dialogo è proprio sentire le telefonate del nostro pubblico, quindi noi aspettiamo i vostri interventi in diretta per farci gli auguri, per dire quello che vogliamo, siamo qua ad ascoltare anche voi. Allora stava dicendo Paola che questo verde viene chiamato verde brentonico perché c'è una località nel Veronese, sul Monte Baldo, dove il marmo aveva queste sfumature. Esatto, allora diciamo adesso questo brentonico è conosciuto perché è una località sciistica, si va a sciare, ma una volta non era così, e questa verde, diciamo che la terra si trova negli strati dei nostri marmi, noi nel Veronese ne abbiamo tantissimi, e qui fra uno strato e l'altro del marmo c'è un piccolissima di 0,5 centimetro o anche meno, diciamo come di cuscinetto, che non è marmo ma è terra, si scioglie, si sbriciola. Questa terra veniva raccolta con pazienza dai nostri antenati, dai nostri nonni, e poi questa terra viene pulita, lavata, fatta asciugare. A Verona abbiamo ancora uno stabilimento a conduzione familiare che produce ancora queste terre. Credo che sia rimasto l'unico in Italia, è uno di pochissimi in Europa, e fa proprio queste terre asciugate, pulite, diciamo al punto giusto. Ecco, questo verde brentonico io lo uso perché per me è molto bello. Poi ovviamente vado ad aggiungere anche altri verdi, cioè il iotasio per esempio, che quello l'ho comprato in Russia, o altri, per arrivare ad avere quel verde che secondo me è giusto per quell'icona. Senti Paola, ti faccio una domanda in attesa che ci chiamano i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Quando tu hai dipinto questa icona, poi parleremo anche del Cristo che c'è qui davanti, perché poi questo Cristo ti è costato un po' di fatica per andarlo a vedere, l'originale, eccetera, no? Che poi diciamo che questa icona del Cristo storicamente è anteriore, è del 1200 rispetto a questa icona che è del 1600, l'originale. Ecco, dicevo, quando tu dipingi un'icona, mentre dipingi, quali sono i sentimenti? Magari ti viene da provare un sentimento per una persona, per esempio davanti a questa crocifissione, no, che tu hai fatto, non lo so, c'è stato un personaggio che ti ha colpito di più, che ti ha emozionato di più? Beh, allora diciamo che quando ho fatto la crocifissione ho fatto tanta fatica a dipingere il Cristo. Per me è stato... Ci ho provato un giorno, 2 giorni, finché mi è venuto il momento, perché mi chiedevo sempre chi sono io.
per poter dipingere il volto di Gesù, di nostro Signore, e non mi sentivo mai abbastanza pronta per poterlo, come dire, dipingere in maniera bella, in maniera superiore, adeguata, ecco. E poi una cosa che ho fatto tanta fatica è stato proprio il costato, quando ho dovuto mettere il sangue nel costato, sì. È stata una cosa, una sofferenza, ecco, diciamo che è stata una sofferenza. Che interpretazione dai a questa sofferenza? Non saprei dirti adesso che interpretazione do. Certo che mi pongo tante domande, sono di fronte a un mistero che non capisco del tutto. E forse anche che ci porta a dire, ti ho fatto questa domanda perché forse ci porta a dire che in quel sangue c'è un po' anche la coscienza che insomma non sempre noi siamo così buoni da non causare sofferenza, insomma in quel sangue di Cristo c'è dentro anche la nostra infedeltà, i nostri tradimenti, le nostre piccole o grandi cattiverie. Ricordiamoci che oggi è il giorno della compassione di Gesù, la compassione di Gesù. Ieri sera nella celebrazione che ho fatto per la commemorazione dell'istituzione dell'Eucarestia, dove l'Evangelista Giovanni ci racconta la lavanda dei piedi, ho citato una frase che avevo letto e che mi era piaciuta tantissimo, dove si diceva che benché tradito continuò ad amarci per insegnarci ad amare benché traditori. Ecco, quel traditori che però è un tradimento, è il nostro, che è coperto da un amore che ci spinge, che ci porta a dire diventate migliori, cercate di diventare capaci di amare, tentare almeno di amare come ho amato io. Ci stanno facendo vedere, Paola, adesso questa croce, no? Questa croce mi dicevi che l'originale è del 1200, ecco, e si trova dove questo originale? Allora, questa croce è italica, intanto non è orientale o dei Balcani, ma è proprio italica, è stata fatta in Italia nel 1200. Ti fermo un attimo, Paola, del 1200, se la regia mi fa un primo piano del volto del crocifisso, se ci fa vedere il primo piano del volto del crocifisso, ecco, vediamo se la regia, sono pronti, eccolo qua. Vedete che questo la dice lunga perché rispetto a quello che avverrà dopo, di lì a qualche anno, qua siamo ancora nella cultura bizantina. La cultura bizantina presenta sempre Gesù vivo, è in croce, ma lui in realtà è il risorto, è vivo. Sarà dopo, no? Dopo, soprattutto quando cominceranno poi i pellegrinaggi, le crociate, che torneranno dalla Terra Santa raccontando i luoghi della sofferenza, e allora comincia quello che viene chiamato il realismo cosificante, cioè vogliono rappresentare la realtà, le cose, così come sono accadute nel loro realismo. E allora si dice, non è che Gesù in croce avesse gli occhi aperti, allora cominciano questi Gesù che sono tormentati, allora cominciano poi a fare le stazioni della Via Crucis, quelle cappelle, no, come troviamo oggi a Varese o in altre località, per rappresentare esattamente quello che era accaduto. Ma fino al 1200 prevale ancora lo stile bizantino, che è quello di rappresentare la teologia più che la realtà, e quindi anche nella pittura si rappresenta di più il concetto, ma Gesù siccome che non è morto perché vive, ecco che sulla croce Gesù ha gli occhi aperti. Ecco, adesso torniamo a Paola che ci racconta dove ha visto per la prima volta questo Cristo. Sì, allora questa croce si chiama la croce di Tereglio perché si trova nella chiesa di Santa Maria Assunta nel paese appunto Tereglio. Tereglio è un paesino che si trova sugli Appennini in provincia di Lucca. È un paesino proprio perso in mezzo a questi Appennini. E se per caso qualcuno di Lucca di Tereglio ci sta ascoltando, vi mandiamo un saluto pieno di gratitudine anche a nome di Paola.
Perché poi Paola mi dici che sei arrivata poi un giorno che era un po' un giorno da lupi. Esatto. Non era solo un paesino là nelle montagne sperso come nei luoghi da lupi. Infatti avevo chiesto a mio marito di accompagnarmi perché ero curiosa di vedere questo crocifisso da vicino, e siccome noi siamo camperisti siamo andati con il camper, solo che la strada per arrivare è abbastanza stretta e tortuosa. Più c'era nebbia alta, montagna, nebbia alta, perciò non si vedeva niente, pioveva ed è stato veramente faticoso arrivare in questo paesino. Ecco, per fortuna avevo preso contatti con il parroco del posto, il quale poi mi ha passato il numero di telefono della, come si chiama? Della signora che aveva in casa. Che aveva, esatto, le chiavi, e niente, siamo arrivati a trovare questa chiesina con l'aiuto degli abitanti, perché non si vedeva neanche il campanile. Che poi non è stato così agevole, perché mi raccontavi che anche la strada era così stretta che sei Infatti gli abitanti del luogo, ovviamente abituati a quel tipo di strada, quando incrociavano noi gentilmente si spostavano a destra o a sinistra, si infilavano quasi nel bosco per farci passare. Sì, è stata un'avventura. Poi la chiesa, una volta dentro, era anche molto buia, non era per niente illuminata. Abbiamo cercato di accendere qualche luce, ma non sapevamo dove avevano gli interruttori, perciò con il telefonino, insomma, ci siamo un po' arrangiati a fare dei primi piani, per modo di dire, del crocifisso. Questo a conferma del detto popolare che ogni buon soldato con ogni arma fa. Riprendiamo tra pochissimo, Paola. Intanto però io sto aspettando le vostre telefonate. Io spero che non siate tutti, io spero che siate tutti magari in preghiera, però il venerdì santo un saluto e un augurio al telefono ce lo dobbiamo fare. Io intanto ne approfitto per leggere qualche messaggio che ci sta arrivando. Fervidi auguri di buona e santa Pasqua del Signore a lei, Monsignor Fasani, a tutto lo staff di Verona e Roma e al vostro giornalista Giacomo Biancardi. Grazie di questo augurio, in modo particolare per Giacomo. Ieri Giacomo è venuto a Verona a fare una visita di controllo, l'hanno trovato abbastanza bene, grazie al cielo, e io sono più contento ancora di lui. Primo perché sta bene, secondo perché se guarisce presto torna qua tra noi a lavorare. Il Signore risorto vi doni la sua pace. In questa Pasqua, celebrata qui in Terra Santa in un tempo segnato da tante ferite e sofferenze, siamo chiamati a vivere la risurrezione di Cristo non solo come un evento del passato, ma come un avvenimento che ci raggiunge oggi in questa concreta situazione e che porta con sé un giudizio sulla nostra storia e sulla nostra vita. Dal messaggio di Pasqua 2026 del custode di Terra Santa. Grazie Francesco Bergnacchini, lo riprendiamo tra poco perché mi dicono che c'è una telefonata in arrivo. Pronto? Pronto, Don Bruno, sono la promotrice di... Pronto? Sì, sento benissimo. La promotrice? Maria? Maria Grazia. Maria Ma non Grazia. Dico, da dove chiamo? Perché intanto devo ringraziarla per ieri sera, la Terra Santa, che io ci sono stata nel Getsemani, poi per stamattina, bellissima la Scala Santa che io l'ho fatta, poi per Croce di Gerusalemme, è stato bellissimo, però io vorrei parlare con la signora Paola. La signora Paola, io chiedo alla regia perché la signora Paola non ha sentito, perché io sto sentendo in cuffia, chiedo alla regia se è possibile avere il volume perché Paola dovrebbe ovviamente sentire anche lei. Maria Grazia che è al telefono, mi dice che ringrazia per quello che abbiamo trasmesso ieri sera, stamattina, però mi dice Maria Grazia che vorrebbe parlare con Paola. Pronto? Pronto? Adesso sentiamo e anche Paola sente. Ecco Maria Grazia. Signora Paola, ho visto che ha delle icone bellissime. Grazie. Io con mio marito, adesso non c'è più, siamo degli appassionati e ne abbiamo...
Maria Grazia, voglio dire, ne avete comprate lungo gli anni e quindi ne avete un po' a casa, certo. Sì, ne ho 6, una anche 400 anni. Che meraviglia! Con la terra. E io vorrei anche invitarla, se avrei, non le ho su perché ho cambiato casa, ho dovuto portare giù i scatoloni dei libri. Ho anche dei libri, delle icone che io posso anche, anzi, non delle icone, dei libri delle icone, anche russo, che se vuole glielo impresto. Grazie, sì, magari. Maria Grazia, lei mi ha detto che non mi ha detto da dove chiama, è possibile? No, non vorrei. Ah, ho capito, va bene. Tesoro che però con la signora Paola potrei mettermi in contatto per telefono. Va bene, poi alla fine... Lei è interessata, viene a casa mia, può fare anche le foto, può... Non è di Tereglio, vero lei? No. Maria Grazia ha appena detto, Paola, che era stata a Tereglio in provincia di Lucca, ma era irraggiungibile. No, sono di Verona, della provincia di Verona. Ho capito. Vicino Bardolino. Certo, ma comunque Maria Grazia, allora, siccome noi abbiamo il suo numero di telefono, poi con Paola... ecco, glielo dà. Lo riceve e se lei... Ma ha visto che mano che ha Maria Grazia? Anche a Paola, scusi. Non mi parli delle icone perché io... ne ho una grande che ci sono 12 in mezzo, c'è la Pasqua. Io, guardi, ho il San Giovanni Battista perché dove abito è il patrono, è la mia chiesa, insomma, e ha 400 anni. Che meraviglia, che meraviglia. Queste. Le icone portano fede in casa. Certo, ma insomma, e poi è come... Mio marito, 2 alla volta, ne abbiamo 6. Bene, sì, che poi era un investimento anche, Maria Grazia. È stato, perché con mio marito siamo sempre stati, andavamo sempre, non so se lei lo sa, la signora Paola, quando portavano le icone su alla Madonna di Lourdes, due Torricelle. Non so, qualche anno fa, nel 2000. Certo, certo. C'era stata una vendita straordinaria. No, ma non le abbiamo cooperate lì. Andavamo a vederle perché c'era una cosa, sembra quelli che esponevano erano gli Olter, un nome così avevano. Comunque, Maria Grazia, dobbiamo chiudere perché ci sono altre telefonate, ma comunque intanto le facciamo gli auguri di buona Pasqua. Grazie. E poi lasceremo il numero di telefono a Paola, se è interessata per vedere o per incontrarsi, avrete modo. Le faccio tanti auguri davvero di una buona Pasqua e grazie della sua telefonata. E grazie a tutto quello che avete trasmesso ieri sera fino adesso, anche la Via Crucis della Madonna. Benissimo, certo, grazie molte. Tutto, grazie. E poi stasera faremo una Via Crucis, la faremo dall'Arena di Verona. Mio figlio vuole andare anche in Piazza Bra. Sì, e la faremo perché sarà una Via Crucis ispirata a San Francisco d'Assisi. Quest'anno sono 800 anni dalla morte, quindi ci siamo ispirati a lui. Ci vediamo al 2 maggio. D'accordo, grazie, buona giornata, arrivederci. Adesso ancora do un attimo di tregua, Paola, magari intanto aspettiamo qualche telefonata, Paola, perché io devo ringraziare alcune persone, per esempio devo ringraziare Maria che ha mandato una goccia per noi. Don Bruno, da poco seguo la vostra trasmissione, sono entusiasta, quindi questa è una new entry, come si dice, una persona che ha cominciato a guardarci da poco. Chiedo preghiere per la pace delle nostre famiglie, senz'altro Maria, grazie davvero.
Reverendo Don Bruno, mando il mio grazio per quello che ricevo ogni giorno. Telepace è la mia compagnia. Vi ringrazio davvero di cuore. A tutti buona Pasqua. Maria Bortolazzi, di 94 anni, dice: mi sono fatta aiutare per mandarvi gli auguri. Maria, abbiamo sentito il cuore, io non so chi abbia scritto il biglietto, ma il cuore di Maria l'abbiamo sentito. Poi ancora una signora di Montecchia: carissima Telepace, scrivo queste poche righe per ringraziarvi che con i vostri programmi entrate nelle nostre case, come avrebbe voluto il nostro amatissimo Don Guido. Don Guido sta facendo la Pasqua là e lui sta bene in questo momento. E allora Don Guido, tu che conosci la fatica del vivere anche di Telepace, dall'alto dacci una benedizione particolare. Chiedo una preghiera per me e per la famiglia. Dalle promotrici di Montecchia: Reverendo Don Bruno, stiamo vivendo la Settimana Santa. Purtroppo intorno a noi prevalgono notizie angoscianti di guerre, minacce, distruzioni, ma guardiamo alla Pasqua con la viva speranza che porti la tanto sospirata pace. Poco fa, facendo un commento, dicevo che anche là dove manca l'ottimismo, perché l'ottimismo nasce dal cuore umano, la speranza è una virtù teologale che viene da Dio, quindi noi possiamo essere non ottimisti ma con speranza. Sembra una contraddizione, no? E invece non è così. L'ottimismo, ripeto, è un moto del cuore, che viene dai ragionamenti, dai calcoli, eccetera. In questo momento non c'è grande spazio per l'ottimismo, ma noi siamo portatori di speranza, Dio non abbandona l'umanità, ci fa passare a volte sbattere il naso. Ci sono i venerdì santo, questo è un venerdì santo per la storia che stiamo vivendo, perché noi tutto sommato qui in Italia insomma è un venerdì santo che ci porta alle preoccupazioni delle famiglie, dei giovani, delle famiglie che non tengono, di tante altre cose, della solitudine di tanti anziani. Ma pensate al venerdì santo di chi è su una barca e che vede morire dal freddo, come è accaduto in questi giorni, creature piccole. Pensate che venerdì santi ci sono nel mondo. Pensate a quelli che dal Libano del Sud, cristiani, che dicono: non vogliamo più la politica che fa la guerra. Ho sentito il vescovo di Beirut che diceva: ma noi ci vogliamo bene, noi libanesi, non vogliamo più che sorgenti terroristiche dall'esterno ci spingano alla guerra civile, ci mettano gli uni contro gli altri. Più di 1 milione di profughi che scappano dal sud, dalle terre colpite dalla guerra. Che venerdì santo. Pensiamo ai nostri fratelli dell'Iran. Lasciate stare il regime perverso che hanno, ma questi poveri iraniani, questi 100 milioni di iraniani che vivono sotto la dittatura da anni e che oggi si trovano nelle bombe, nella paura di essere sopraffatti dalla violenza delle bombe. Ma che venerdì santo fanno? E i nostri fratelli cristiani della Nigeria, di cui nessuno parla, che vengono ammazzati così, ne prendono 20-30, li ammazzano perché sono cristiani. Che venerdì santo fanno? Però in tutto questo noi dobbiamo credere che è Cristo crocifisso, cioè quello che è morto per amore, è l'amore che perde se stesso, quello che cambia il mondo. Questa è la ragione della nostra speranza. E Lui, che è il primo di una serie, ci domanda di metterci al seguito, ma noi dobbiamo credere in questa speranza che ci viene dalla compassione del Cristo che muore in croce. La luce del risorto illumini mente e cuore dei potenti, sia forza e coraggio nel nostro cammino. Buona e santa Pasqua a lei, Don Bruno, con un grande grazie per come si sta spendendo per Telepace, e a tutto lo staff dell'emittente e a tutti i nostri amici, con un pensiero speciale a chi vive la solennità pasquale nella sofferenza. Che bella lettera, le promotrici di Montecchia, ma grazie davvero, grazie Maria, perché so che si chiama Maria anche questa. Le amiche di Vestena, carissime, care, di una finezza, quando telefonano che ci parliamo, sono di una finezza
incredibile. Anche questo mese le amiche di Vestena inviano le loro gocce perché Telepace porti nelle nostre case le celebrazioni, tanto graditi gli esercizi spirituali. Avremmo tanto piacere se si potesse ripetere come è stato fatto gli anni scorsi prima di Pentecoste. Così potremmo approfondire meglio la parola di Dio che ci ha proposto Monsignor Viganò. Io lo vedrò Viganò tra qualche giorno, gli darò: Dario, le amiche di Vestena ti vogliono, perché sei un bel ragazzo e poi parli bene e poi insomma hai portato una nota positiva a Telepace. Grazie Dario, un amico da tanti anni che ringrazio. Noi ringraziamo e chiediamo una preghiera per le nostre famiglie e per gli ammalati e per i sacerdoti. Che la Madonna ci tenga sotto il suo manto e ci protegga. Un saluto e un augurio per una Santa Pasqua a tutta la grande famiglia di Telepace. Ci viene da Rina di San Bonifacio un augurio di buona Pasqua che ricambiamo, Rina, davvero dal cuore. Domenica da Sandra auguro una buona Pasqua unitamente a tutti i collaboratori, agli amici e alla grande famiglia di Telepace. Grazie Domenica, e noi ricambiamo di cuore. In occasione della Santa Pasqua sono vicina con la mia offerta per Telepace, ringraziandola per tutto il bene che ricevo, perché la mia salute non mi permette di partecipare in parrocchia e così, seguendo Telepace, ho la chiesa in casa. Che bello, quante volte questa espressione la sento dire e mi commuove. Telepace è la mia parrocchia. Oggi direi che da un punto di vista delle parole è ancora più incisivo: ho la chiesa in casa. Non è più la chiesa domestica, la famiglia chiesa domestica, è la chiesa grande, la parrocchia, la comunità, ma la chiesa universale, il mondo che mi arriva in casa. Grazie Rosetta Tinelli. Le mando un grazie insieme a un bacio, perché è stata bravissima a dire questo. Prego sempre per lei, Don Bruno, e per Telepace che possa continuare la sua missione. Le chiedo un ricordo anche per me che ho tanto bisogno. Auguro buona Pasqua a lei e a tutti i collaboratori. Rosetta, grazie. Paola, scusa un attimino, quindi... Però stamattina mi sto domandando, ma voi siete tutti in chiesa stamattina? Le telefonate? Ma chi è che non c'è nessuno stamattina che ci chiama? Di solito siamo qua a dire basta, metta giù perché c'è uno che vuol chiamare, no, guardi, dobbiamo dare la precedenza. E le nostre amiche dell'Australia, dove sono le nostre amiche dell'Australia? Qua due anziani che non si firmano, che mandano una piccola goccia dicendo grazie e buona Pasqua. Mamma mia, che cose meravigliose. E poi ho qui un augurio che mi ha molto colpito, perché viene da Faenza, in provincia di Ravenna, ed è un bel augurio questo qua, che oltretutto sapere che ci guardano nella Romagna, no? Romagna sola tia, dolce paese, cui regnarono Guido e Malatesta, cui tenne pure il passator cortese, re della strada e re della foresta. Vedete che quando le cose si imparano da piccoli poi vengono fuori quando sei quasi ottantenne. Questo vuol dire, no, l'importanza di immagazzinare cultura, di leggere. Lo dico per i ragazzi: leggete finché siete giovani, imparate, mandate dentro tante informazioni. Poi se avete anche il dono di un po' della chiacchiera come ho io, poi le sapete anche vendere al momento giusto, o no Paola? Direi proprio di sì. Dici proprio di sì. Sì. E tu mi vuoi bene nonostante io chiacchieri invece sì. di far chiacchierare te. No, va benissimo così, imparo. Gentile Monsignor Bruno, auguro a lei e tutta Telepace una Pasqua serena, nella luce e nella pace del Signore Gesù crocifisso è risorto. Ringrazio per il vostro servizio, in particolare per gli esercizi spirituali e la preghiera quotidiana insieme ai missionari in questa Quaresima. Unisco una piccola goccia per Telepace e per chi ne avesse bisogno. Chiedo un ricordo nella preghiera ed assicuro la mia. Un cordiale saluto da Monica. Grazie Monica, sono felicissimo
di questa lettera da Faenza, perché di solito sono gli amici di Roma, sono gli amici un po' veneti, anche se avrete sentito che ultimamente abbiamo telefonate che ci arrivano dall'Australia, che ci arrivano dalla Francia, la signora Olga dalla Francia, poi che arrivano dalla Svizzera, di tante parti d'Italia, insomma, e tutto questo ci porta una grande consolazione, e io vorrei che questa consolazione me la deste anche oggi, che è il venerdì santo, e noi siamo qua a farci un po' di compagnia con questa bravissima iconografa che è Paola Tommasi, che è qui con noi oggi. Paola, questi giorni della Pasqua, no? Tu hai una famiglia e tu sei, oltre che una brava iconografa, sei una bravissima moglie, una bravissima mamma, e ve lo dico, sapete, perché io conosco Paola da tanto tempo, non devi parlare su questo tu, perché parlo io, e Paola è una brava cristiana che fa non solo, ripeto, un'arte meravigliosa, ma è una brava mamma, una brava moglie, e questi giorni di Pasqua, come sempre nelle grandi feste, tu fai un po' la chioccia, no? Con la tua famiglia, con le tue figlie, sì, con i tuoi generi. Infatti ho già iniziato a cucinare per la Pasqua, perché c'è la preghiera, ma c'è anche la buona tavola. Cioè, unisce, secondo me, avere tutti i figli, i nipoti, il giorno di Pasqua a casa, e noi, io e mio marito, siamo sempre stati d'accordo nel preferire il pranzo in famiglia che magari al ristorante, perché secondo me è proprio un momento che ci troviamo tutti insieme, che ci vogliamo proprio bene. La casa che diventa il nido, che trasmette un messaggio. Bravo, è vero che ultimamente, perché anch'io non sono più giovane, e cucinare non è più diventato, tra virgolette, una grande gioia. Cioè, è bravissima, sapete, è bravissima, ve lo dico io un orecchio, perché ogni tanto, quando ho occasione, ho mangiato quello che prepara Paola ed è proprio brava. Ecco, infatti ho iniziato ieri a cucinare, ieri pomeriggio. Ascoltiamo una telefonata, Paola, perché adesso magari ti chiedono le ricette. Pronto? Pronto? Con chi parlo? Dunque, Milano, diocesi ambrosiana. Ernestina, buongiorno, Ernestina, buongiorno. Ti faccio tanti auguri, mi ringrazio per le trasmissioni. Grazie. E tanto Don Viganò, perché non si ricorderà, ma io ho lavorato in diocesi alla radio, in segreteria, e Don Viganò mi ha conosciuto e mi conosce. Allora Ernestina, io ho conosciuto... il Cardinal Martini, grande. Certo, allora io ho conosciuto Don Dario, io ero vicepresidente nazionale della Stampa Cattolica, sì, e in quegli anni Viganò muoveva i primi passi, ma si capiva che era sveglio, il tipo è sveglio. Non dico quello che mi diceva perché non mi va, ma in onda non va bene. In questa sera le posso dire la battuta che mi diceva. Sì. Beh, però vedo Ernestina che lo ricorda con cordialità, con simpatia. Sì, molto, mi piacerebbe andare dal Papa adesso Leone, come sono già andata da Giovanni Paolo II, e vorrei salutare personalmente tutte queste persone. Sì, ma allora intanto con Telepace abbiamo in cuore, e ne ho già parlato, di portare un bel gruppo dei nostri ascoltatori, quelli che vorranno, di portarli dal Papa, perché io vorrò andare da Papa Leone XIV e dirgli: guardi che questa è la sua televisione, lei sa che Giovanni Paolo II aveva davvero un amore, ma anche Papa Benedetto un grandissimo amore per Telepace, anche Papa Francesco, però... Io ho chiesto anche a Papa Francesco, ma mi è stato risposto poi di no. Adesso Papa Leone mi ha già risposto, mi ha fatto rispondere dalla segreteria di Stato. Ma allora Ernestina, io lo spiego per i nostri ascoltatori, perché qualcuno dice che Papa Francesco su questo, insomma, trova modo per parlare male di Papa Francesco. In realtà Papa Francesco... bene anche a Papa Francesco, però adesso io ho una cosa speciale per Papa Leone. Sì, beh, è bravo, è proprio bravo, e si capisce... Non so se hai sentito le parole di ieri. Ma sì, è meraviglioso. E poi se posso prendere l'esempio da Paola che è qua vicino, sì? Papa Leone è un cesellatore, col pennello sempre in mano, è un cesellatore. Sì, quello che vuole, sa come
meravigliosa. Ma lo fa con delicatezza, lo fa con profondità. Ernestina, mi fa piacere che mi abbia chiamato da Milano, spero di sentirla ancora. Le faccio tanti auguri di buona Pasqua. Grazie, altrettanto una preghiera per tutti i miei familiari. Senz'altro. Grazie. Però va bene, e a certe volte sono anche triste. Insomma ci sta. Ad ogni modo, mi saluti veramente Don Viganò, se andate a Roma fatemelo sapere, però io sono a Milano, diventa tutto problematico. Ma no, Milano-Roma con un treno a alta velocità, 3 ore e 10. Non me la sento più da sola, capito? Però se voi andate da Papaleone non cerco più da nessuno, aspetto voi. Comunque noi ci andremo, intanto ci segua, intanto tanti auguri. Grazie Ernestina, buongiorno. In attesa di sentire le tue ricette, Paola, dobbiamo leggere anche i messaggi che ci arrivano, perché ci scrive Patrizia Ferretti da sopra la croce, che non so da dove sia sopra la croce, dice: vi invio un video del nostro modesto sepolcro, ma fatto con tanto amore. Se vi può far piacere, potete estrapolare qualche foto, grazie. Non possiamo far vedere in questo momento il filmato, però ringraziamo davvero di cuore. Così come ringrazio Vanessa da Roma, Vanessa ci manda sempre le sue riflessioni, stamattina è un po' problematico, Vanessa, leggere le riflessioni. Intanto ci scrive sempre Nicoletta da Montegrotto, a Padova, chiedendo preghiera per me e per i suoi figli, e ci saluta cordialmente augurandoci buona Pasqua. Abbiamo il nostro, che bravo Gildo che sei da Roma, a tutti gli amici di Telepace, a te Don Bruno, l'annuncio di Pasqua, Cristo è veramente risorto, alleluia, dal vostro Gildo. È vero Gildo, poi io quando mi mandi questi auguri scritti, io sento la tua voce, il tuo cuore, il calore del tuo cuore, e allora tu dici Cristo è veramente risorto, perché ci credi, perché lo senti, perché io conoscendoti so la fede che hai dentro. Grazie Gildo, un abbraccio da tutta Telepace. Ancora